Siete in diretta. Va bene, va bene, grazie Roberto. Quindi buon pomeriggio a tutte e tutti. Io dirò poche parole di apertura perché poi magari ci saranno altri momenti per approfondire le questioni che oggi affronteremo. Intanto perché questa iniziativa questo pomeriggio subito dopo Pasqua? Questa è un'iniziativa che abbiamo pensato di realizzare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Cagliari e tutte le organizzazioni che fanno parte della Via Maestra. Poi magari Simona dirà qualcosa su questo importante cartello di organizzazioni che abbiamo deciso di mettere insieme. Perché abbiamo scelto i Giardini di Abele? In questo periodo si commemorano i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia. Questa di oggi non vuole essere una commemorazione, ma da Franco Basaglia vogliamo partire. E abbiamo scelto questo importante documentario storico di Sergio Zavoli sull'ospedale psichiatrico di Gorizia, perché ci sembra importante, no? Partire da quello che è stata, da quella che è stata questa grande rivoluzione culturale, ma anche rivoluzione pratica, fortemente voluta da Franco Basaglia a partire dal 1961, quando ha assunto la direzione dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, e da tutte le persone, gli uomini e le donne che lo hanno sostenuto in questa impresa titanica. Perché partiamo da questo, quindi da questo specifico documentario? Perché noi riteniamo che al di là delle cose straordinarie che in questo paese sono accadute, l'unico paese al mondo che ha una legge che ha chiuso definitivamente gli ospedali psichiatrici, in qualunque altra parte del mondo esistono ancora i manicomi. In Italia vi ricordo che non solo abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici civili, ma anche gli ospedali psichiatrici giudiziari. Perché ne parliamo? Perché abbiamo bisogno di partire da questo? Perché oggi sono tante le questioni di cui abbiamo bisogno di discutere insieme, di confrontarci insieme. Perché sì, i manicomi sono chiusi, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi, ma non abbiamo superato il desiderio di istituzionalizzare le persone. Nel nostro paese non c'è giorno in cui non ci sono delle denunce pesanti su luoghi in cui le persone sono rinchiuse e maltrattate. Abbiamo un problema enorme rispetto alle carceri di questo paese, quindi non solo le cosiddette strutture residenziali per le persone che vivono una condizione di sofferenza mentale, minori e adulti, perché abbiamo un problema anche di estrema gravità che riguarda i minori che vivono una condizione di salute mentale. Ecco, i relatori che in questo pomeriggio si alterneranno toccheranno tutti questi punti. Noi abbiamo scelto di parlare di salute mentale di comunità, abbiamo scelto di discutere cosa devono essere i centri di salute mentale di comunità nel nostro paese, abbiamo deciso di discutere se dobbiamo andare al superamento delle strutture residenziali per le persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, minori e adulti, e poi diremo che cosa succede anche tante volte nelle cosiddette strutture riabilitative, che molto poco di riabilitativo hanno. E poi dobbiamo discutere di politica, quali sono le scelte politiche del governo nazionale e del nostro
governo regionale rispetto appunto alle questioni della salute mentale, dell'esclusione sociale, delle carceri. Quindi io mi fermo qua, ma mi riservo di intervenire magari anche poco prima o poco dopo che darò la parola agli altri ai nostri ospiti, e passo la parola a Simona Fanzecco, la segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari, con la quale insomma stiamo portando avanti cose importanti. Prego. Grazie Gisella, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Io intanto porto i saluti della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, di tutti i compagni e le compagne che ne fanno parte, e credo che stiamo facendo uno splendido lavoro dentro il Comitato Territoriale La Via Maestra Insieme per la Costituzione, un lavoro che mette le associazioni, la stessa organizzazione alla pari, cioè quella di definire un ragionamento aperto rispetto a iniziative, a momenti di riflessione, anche nella diversità poi di alcune posizioni, ma soprattutto cerca di dare un indirizzo politico che mette al centro quelle che sono le iniziative, le attività che oggi devono essere al centro appunto di una discussione che guarda sia l'aspetto politico ma anche l'aspetto sociale, perché io credo che abbiamo fatto bene, ringrazio Gisella per aver organizzato questa iniziativa importante che porta un pensiero che è estremamente attuale, che è quello di Franco Basaglia, un pensiero e una modalità con la quale si affrontano questioni estremamente complesse che mettono al centro l'individuo, la persona, e oggi è fondamentale partire dai bisogni delle persone, mettendo al centro i diritti umani, ma soprattutto quello che è il sistema che deve accompagnare le persone in un'integrazione all'intorno di una società che è sempre più individualista, che è sempre più misurato al valore di quello che hai e non al valore di quello che sei. E quindi credo che è estremamente importante oggi riflettere come si deve prendere in carico le persone, come si devono prendere in carico le persone, vedendo anche quello che è stato, diciamo, l'insegnamento di Franco Basaglia rispetto alla presa in carico in un contesto sociale, economico, culturale, quindi non un'individualizzazione di un processo che guarda soltanto alcuni aspetti dell'individuo, ma che riguarda in un contesto sociale, e oggi siamo chiamati anche ad affrontare quel contesto sociale che è cambiato rispetto al passato, che vede sempre di più prevalere l'individualismo e quindi la solitudine, le persone che non si sentono anche all'altezza di quelle che possono essere le sfide che si hanno di fronte, e rimettere al centro anche all'interno di un sistema quello che è il valore della dignità, come si diceva anche nel video, il contribuire nella società attraverso il lavoro è fondamentale. Quindi la discussione di oggi, gli interventi anche di chi seguirà porteranno all'attenzione tutte queste questioni che sicuramente diventeranno anche patrimonio comune per affrontare le grandi sfide sia sindacali ma anche della via maestra, che è un modo con il quale noi stiamo insieme per portare avanti anche quelle battaglie di giustizia sociale che sono fondamentali. Grazie. Grazie Simona. Sandro Montigi. Sandro è uno psichiatra, socio fondatore di UNASAM, interviene, scusate, sì, ma ormai io tra ASARP e UNASAM, cioè, facciamo parte della stessa casa, quindi potete immaginare. Quindi socio fondatore di ASARP, che è una delle organizzazioni fondatrici di UNASAM. Sandro qua interviene in rappresentanza di Medicina Democratica Sarda, che abbiamo costituito di recente, quindi come vedrete
Questo pomeriggio ci saranno molte sigle, molte organizzazioni che intervengono. Questo significa che dietro queste sigle ci sono tante persone, tante donne, tanti uomini fortemente impegnati su questi temi. Perché Sandro come primo intervento? Perché Sandro è uno psichiatra sardo che ha lavorato, poi ne parlerà lui, però lo voglio dire anch'io, ha lavorato con la filosofia basaliana nel servizio pubblico di salute mentale, quindi mi sembra molto importante il contributo di Sandro, partendo proprio insomma, dalle cose che abbiamo visto nei giardini di Abele. Buonasera a tutti. Confesso di essere non poco imbarazzato a parlare adesso di Franco Basaglia. Ho appena finito di leggere un testo che è uscito a gennaio di quest'anno, scritto da Mario Novello e Giovanna Gaglio. Il titolo del libro che ho appena finito di leggere è Franco Basaglia e la psichiatria fenomenologica. Aver letto questo libro fresco mi ha provocato una consapevolezza enorme del vuoto culturale che stiamo vivendo da troppi anni, se non decenni. Perché è vuoto culturale? Perché Franco Basaglia non ha mai parlato con i suoi collaboratori giovani, quelli di Trieste, dei suoi scritti e dei suoi lavori come psichiatra fenomenologo. Lo stesso Mario Novello, che quando Basaglia è andato via ha ricevuto i suoi scritti negli anni 50, quando lavorava nella clinica universitaria, dice che si è pentito di non averli letti allora, perché spiegano tante cose e Basaglia non ne parlava mai. Io penso che avere la capacità, perché anch'io l'ho letto questo libro ma non l'ho capito assolutamente tutto, perché ci vogliono delle basi che io non ho. Questo perché è importante, come dice Mario Novello, conoscere e studiare quello che è stato il motore che ha permesso a Franco Basaglia di fare quello che ha fatto. Allora, come psichiatra fenomenologo, Basaglia non era l'unico che c'era in Italia in quel periodo. C'erano altri direttori anche di ospedali psichiatrici che avevano fatto gli stessi studi appartenendo alla stessa corrente di pensiero, perché la fenomenologia è stata assunta molto a livello psichiatrico, non sto qui a fare i nomi perché insomma non è il caso, però insomma era un filone che più all'estero che in Italia era molto presente. Basaglia è stato l'unico che, avendo questa formazione, quando è entrato in ospedale, invece di fare come quasi tutti gli altri, con l'eccezione di Eugenio Borne, però lì tutto un discorso a parte, ha reagito non dimenticandosi di essere anche psichiatra oltre che fenomenologo, perché in pratica gli altri direttori che avevano la sua stessa formazione, di fronte alla cultura, all'istituzione manicomiale così forte, così potente, così opprimente, si sono limitati praticamente a lasciar fare e a continuare i loro studi teorici. E Basaglia questo, forse anche perché era stato in carcere da giovane e non l'ha potuto fare, non l'ha voluto fare, per cui quando è entrato lì in manicomio è uscito dagli studi teorici, accademici e si è dovuto confrontare con la durissima realtà, avete visto com'era, del manicomio. E lui lì ha subito preso una posizione con la famosa frase "e mi non firmo", quando automaticamente la caposala, la suora, gli aveva portato ad firmare tutte le condizioni che avevano fatto il giorno prima e che il direttore automaticamente firmava il giorno dopo. Questo "mi non firmo" è l'inizio di un lavoro enorme dove ha dovuto
trasferire nella realtà quello che erano gli studi teorici. E questo lavoro a Gorizia è stato possibile anche perché Basaglia, oltre a aver fatto quegli studi, era in contatto con i pensatori e gli autori più autorevoli a livello internazionale che scrivevano e facevano delle cose sia in Inghilterra, sia in Francia e anche negli Stati Uniti. Quindi Basaglia aveva uno spessore culturale di conoscenze e di rapporti che veramente è impressionante. Io credo che lui abbia avuto la forza di fare quello che ha fatto perché, anche se poi sembra che abbia abbandonato questo filone, in realtà poi l'ha ritrovato alla fine e Franco Rutelli, anche lui uno dei pochissimi, io sappia l'unico, che nella prima equipe aveva anche lui una formazione fenomenologica, è stato quello che più l'ha sostenuto durante l'esperienza triestina e che poi è stato capace di portare avanti quel pensiero e quella pratica sostenuto sempre da questa grande cultura e conoscenza. Quindi Basaglia a Gorizia ha fatto, lui stesso dice, quello che era il minimo che si poteva fare, no? Perché la Costituzione dice che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti e devono essere liberi. E quindi dice superare le brutture e la violenza del manicomio non è stato niente di, se non una cosa dovuta. E da Gorizia è andato via perché anche a Gorizia è successo che una volta che le persone sono state, tra virgolette, liberate dall'ospedale psichiatrico, il problema era fuori che fanno. Infatti avete sentito gli infermieri cosa dicevano? Li abbiamo fatti diventare mendicanti e quindi tanto valeva lasciarli qui, poi possono essere pericolosi, Basaglia lo dice, un può essere o non può essere pericoloso. Per cui Basaglia era consapevole già da allora, ma ancora di più dopo che è stata approvata la 180, di come era assolutamente problematico e incerto e molto pericoloso, tra virgolette, a rischio di tutti quello che poteva succedere fuori dall'istituzione, nella società, nella comunità. A Trieste Basaglia ha iniziato lavorando con tutti i psichiatri appena laureati, perché lui dopo la pubblicazione dell'istituzione negata nel 68 e poi alla fine del 68 questo documentario di Sergio Zavoli si è trovato da un giorno all'altro ad avere una fama nazionale e internazionale enorme e quindi la gente accorreva. Una parentesi su questa fama internazionale e nazionale che Basaglia ha avuto, perché Basaglia è stato un po' il perno di cose importanti che è successo in Italia e nel mondo. In Italia lui è riuscito ad avere l'appoggio e il sostegno sia del mondo cattolico che del mondo comunista, perché l'esperienza che lui stava facendo è stata vista dal mondo cattolico come un gesto assolutamente, tra virgolette, cristiano nel considerare la persona, la sua dignità, la sua libertà e i suoi diritti. E dal punto di vista del Partito Comunista è stato visto come uno che si poneva il problema di come le classi meno abbienti venivano sfruttate e oppresse. E quindi c'è stato, prima ancora di Moro, eccetera, il compromesso storico che Basaglia di fatto ha realizzato ottenendo un grande consenso dall'uno e dall'altro. Ma lui stesso diceva che ha giocato, così dice Mario Novello, e credo che sia vero, ha giocato su questo perché né gli uni né gli altri avevano capito quello che veramente stava facendo e quello che voleva portare avanti. Infatti, come si è usciti dal manicomio, anche a Trieste, si è visto come fuori la situazione non era rose e fiori, era dura, perché restituire i diritti civili e far sì che la società accettasse anche le persone più vulnerabili, fragili e comunque che avevano un forte etichettamento, era un problema. Era un problema allora, negli anni 70,
quando nel mondo c'era una forza propulsiva enorme per combattere le ingiustizie e fare in modo che la società fosse più giusta e gli oppressi fossero meno oppressi. Quindi se negli anni 70 già c'era questa difficoltà, oggi, 40 anni dopo, quei problemi sono aumentati in modo esponenziale enorme. Ma Basaglia di questo ne era molto consapevole, infatti sarebbe bello, perché questo libro che ho citato è veramente un pozzo, una miniera senza fondo per farci capire quanto materiale abbiamo da studiare e da riprendere oggi, perché anche chi l'ha letto fugacemente, eccetera, rileggerlo oggi secondo me è fondamentale. C'è un'espressione, vado un po' così perché insomma, perdonatemi, mi vengono in mente le cose e dico, recentemente ho sentito una bellissima espressione da parte di Benedetto Saraceno che dice che in Basaglia c'è stato l'esistenzialismo gramsciano. Cosa vuol dire? Che praticamente tutto quello studio fenomenologico di fronte alla realtà del manicomio, dove erano internate oppresse soprattutto le classi più povere della società, lui praticamente ha unito tutta quella filosofia, quegli studi, quelle conoscenze profonde che venivano dal mondo della filosofia, con il pensiero gramsciano, che è un pensiero, anche quello molto, molto profondo, che si batte per liberare gli oppressi e per avere come utopia, dico, una società più giusta e meno diseguale. Chi ha permesso, dopo Basaglia, che è morto proprio negli 80, giovanissimo, di portare avanti il suo pensiero e continuare a realizzare quello che ci si proponeva, è stato sicuramente Franco Rutelli, anche lui con una grande formazione, e qualche giorno prima di morire Franco Rutelli, nel dialogo che ha fatto con Giovanna Gaglio, una delle autrici del libro, e con Benedetto Saraceno, mostra la sua radicalità affermando che secondo lui non ci può essere un sapere, una scienza del soggetto come persona. Cioè dice, è addirittura delirante pensare che io possa sapere qualcosa sul soggetto, su una persona di un altro. Cioè questo secondo lui non è possibile, mentre si può fare molto, c'è una scienza, c'è una capacità di sapere se partiamo dal corpo. Questo essere incarnati nella storia, nella società e nelle relazioni è sicuramente uno dei fili che ha accompagnato tutta l'esperienza di Basaglia. E un'altra cosa importante che qui dico mi fermo, perché insomma, capisco che sono cose che dovremmo discutere di più fra noi addetti, tra virgolette, tecnici della psichiatria, diciamo. Ecco, però dico solo questo. Allora, quello che lui ha sino alla fine ha portato avanti, e Franco Rutelli ha ripreso benissimo, è che non ci può essere una scienza che oggettiva l'oggetto del suo sapere, cioè molto, molto semplicemente tutto il lavoro che le discipline anche psicologiche, compresa la psicanalisi, il cognitivismo, la psicoterapia, la psichiatria biologica positivista, danno per scontato che ci sia un soggetto che interpreta, capisce, spiega e agisce su un oggetto, che spesso è la malattia più che il malato. Questi sono una serie di spunti che sarebbero secondo me necessari riprendere da parte degli esperti, perché se oggi viviamo le tragedie che stiamo vivendo, le guerre, la crisi climatica, le disuguaglianze cresciute in un modo abnorme, secondo me è anche perché c'è questo vuoto culturale, questa mancanza di pensiero, questa incapacità di confrontarci portando ognuno le proprie ragioni e accettando le ragioni diverse dell'altro con le quali dialetticamente entrare in relazione.
Le parole che usa anche Franco Basaglia in questo video, tipo la dialettica e le ideologie, oggi non si usano più, forse perché oggi il pensiero è purtroppo una vittima dei tempi che stiamo attraversando e ci si limita a mettere il pollice sollevato, mi piace oppure non mi piace, e questo è secondo me un sintomo gravissimo di come anche in questi tempi così duri è fondamentale che oltre alle battaglie per chiedere alla politica, ai servizi, agli operatori di fare quello che è giusto fare, ma contemporaneamente bisogna studiare, confrontarci e produrre cultura. Grazie Sandro. Il libro che ha citato Sandro, di Mario Novello e Giovanna Gaglio, lo presenteremo a Cagliari, quindi ne abbiamo già discusso con Mario a Trieste i giorni scorsi, quindi potrà essere occasione proprio per approfondirlo questo pensiero basaliano. Per introdurre Andrea Filippi, che tra un po' verrà qui al posto di Sandro, Andrea è il segretario e il responsabile nazionale della CGIL Medici. Io volevo ricordare un episodio in tutti questi scritti di Franco Basaglia che sono stati anche ripubblicati di recente, proprio in occasione del centenario. C'è un episodio che Franco Basaglia racconta ed è il periodo in cui a Trieste, poco dopo l'arrivo di Franco Basaglia, con i suoi collaboratori, Franco Rottelli in modo particolare, ma anche tutti gli altri, iniziavano a smontare il manicomio di Trieste e si racconta questo episodio che ci pone tante domande su cui noi cerchiamo di riflettere continuamente. Cioè, mentre loro dimettevano le persone dall'ospedale psichiatrico di Trieste, nello stesso momento svuotavano anche i reparti. E quindi svuotavano i reparti non solo dalle persone ma anche dagli arredi, quindi portavano fuori dall'ospedale psichiatrico i mobili, i letti. A Trieste, come anche in altre parti d'Italia dove si tentava di chiudere gli ospedali psichiatrici, non tutti gli operatori erano favorevoli a questa operazione, neppure in Sardegna tutti gli operatori erano favorevoli. Ma questa è un'altra storia che racconteremo in un altro momento. E Franco Basaglia racconta che mentre loro si caricavano degli arredi da portare fuori dal manicomio, perché il passaggio successivo era chiuderlo, una parte degli operatori li derideva, quindi non davano una mano, non aiutavano, ma erano lì a deriderli, cioè i dottori che si caricavano sulle spalle i letti e gli arredi per svuotare il manicomio anche dalle cose, quindi accelerare questo processo di chiusura. Niente, quindi siamo molto contenti che Andrea Filippi è qui con noi, lui rappresenta la CGIL Medici e quindi a te, Andrea. Grazie. No, grazie a tutti voi e ringrazio Gisella per l'organizzazione di questa giornata che ritengo molto importante perché ci permette di provare ad approfondire, come abbiamo sempre fatto in questi anni, ma in questo momento particolarmente delicato, provare a ragionare su una questione così complessa che riguarda la salute mentale, nella quale bisogna tenere insieme tante cose e bisogna fare lo sforzo ancora più profondo di evitare le ideologie ed evitare le semplificazioni e provare soprattutto ad approfondire i temi, perché poi oggi appunto già Alessandro brillantissimo e importantissimo introduce un tema
che, come dire, va affrontato con grande attenzione, grande delicatezza, cioè il tema della fenomenologia, il tema dell'esistenzialismo, va un po' approfondito con attenzione, perché da lì insomma, nascono anche idee reazionarie. Ricordiamo tutti che l'esistenzialismo, il filosofo di riferimento principale dell'esistenzialismo è Heidegger, che era il riferimento teorico fondamentale del nazismo. Quindi direi che dobbiamo provare ad affrontare le cose con grande rigore, no? Scientifico, filosofico, culturale, come detto, e possibilmente anche politico. Ora, per fare questa operazione, come giustamente tu hai detto, io sono contento di essere qui perché vorrei provare a rappresentare un po' i professionisti, non ne sono degno neanche nel mio ruolo, perché poi appunto nel tema della salute mentale rappresentare i professionisti è veramente un mondo molto vario, le contraddizioni sono tante, non è affatto facile, e toccare il tema della salute mentale oggi ha fortissimo rischio di controriformismo, e provare a toccarlo andando ad affrontare ciò che non va, perché tante cose non vanno in salute mentale, si rischia veramente di prestare il fianco a idee controriformiste, ma allo stesso tempo il non farlo, e in questo la CGIL si ne assume pienamente la responsabilità, il non farlo lascia il campo libero alle iniziative controriformiste. Allora, quando succedono certe cose, inevitabilmente le interpretazioni possono andare in una direzione o andare nell'altra, e possono essere utilizzate nelle semplificazioni. Noi dobbiamo provare a evitare questo. Per provare a farlo dobbiamo rimettere insieme i pezzi, dobbiamo mettere insieme tutti quei pezzi che non Basaglia, certamente non Basaglia e certamente non i riformatori di quegli anni avrebbero voluto, ma che via via col tempo invece hanno creato contrapposizioni. Le contrapposizioni fra operatori e cittadini, la contrapposizione fra politica e scienza, che invece vanno rimesse insieme. Io rappresento i professionisti e parlo da professionista, ma scelgo di fare un percorso sindacale del tutto volontariamente, solo per passione, perché credo che chiunque svolga una professione di tutela della salute della cittadinanza, salute in senso generale, non può che esercitare il proprio ruolo prima di tutto attraverso l'impegno politico e culturale. E questo non riguarda soltanto gli psichiatri o gli operatori della salute mentale, questo riguarda tutti i professionisti della salute. Mi piace ricordare che la 833 del 1978, che all'interno della quale si incardina, no? La 180, nasce proprio su questo principio fondamentale della fusione fra politica e scienza. Il Servizio Sanitario Nazionale, che è la grande riforma del 1978, la più grande riforma di quegli anni, è una riforma che è possibile e si basa e si struttura sulle conoscenze scientifiche. È soltanto grazie alle certezze scientifiche che noi riusciamo a creare un servizio sanitario nazionale che è primariamente incentrato sulla promozione della salute. Seppilli, Alessandro Seppilli, colui che era il punto di riferimento principale dell'833, sindaco di Perugia e medico igienista di medicina della comunità, lui aveva 3 principi fondamentali. Il primo diceva che non può esistere nessuna vera grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale se non si supera prima il conflitto inevitabile, diceva lui, fra cittadini e operatori. Se non si supera questo conflitto non ci può essere nessuna riforma di Servizio Sanitario Nazionale che sia davvero pubblico, universale, solidale. Ecco. E poi diceva che per esercitare, mettere a terra, istituire il vero e proprio Servizio Sanitario Nazionale era necessario mettere alla base della politica e dell'intervento politico, mettere la scienza, senza rischiare di contrapporle né tantomeno di anteporre la scienza alla politica. E questo è una cosa che noi abbiamo imparato dalla pandemia, ne discutevamo oggi. Nella pandemia, quando ci siamo mossi all'inizio, senza le certezze scientifiche, inevitabilmente la politica ha fatto qualche intervento un po' approssimativo, necessario, indispensabile, ma approssimativo.
Poi, via via che le certezze scientifiche si sono solidificate, l'intervento politico è stato più puntuale, più preciso, più certo e quindi più azzeccato rispetto al momento e peraltro risolutivo per certi versi. Questa è la storia della possibilità di cura delle persone. In psichiatria accade questa cosa che ancora oggi sussiste, che in mancanza di certezze scientifiche sull'origine della malattia e sulla cura della malattia, inevitabilmente l'intervento diventa giustamente, prioritariamente politico, sociale, culturale, ma senza avere i riferimenti scientifici per la sua applicazione. Infatti in psichiatria viviamo in una frammentazione ideologica, teorica, che un po' condiziona il nostro operare, condiziona anche la nostra dialettica, condiziona la dialettica fra professionisti e cittadini e fra gli stessi professionisti, condiziona la dialettica con la politica e quindi lì mostra tutta la sua fragilità. Io vorrei ricordare che in quegli anni, peraltro è uscito un libro interessantissimo, Alessandro, lo consiglio, sulla psicoterapia, la storia della psicoterapia e delle psicosi, che recupera una storia che è stata completamente abbandonata, invece, importantissima, di luoghi di cura nella quale, molto prima del 1978, molto prima di Basaglia, mi permetto di dire, dei pionieri tentavano la cura abbattendo le mura. Iniziava questa ricerca di coniugazione fra la lotta politica contro l'emarginazione, la lotta politica di rivendicazione dei diritti, fusa alla ricerca sulla cura, sull'origine della malattia, intesa in termini relazionali e non solo esclusivamente istituzionali e sociali, ma relazionali nel senso più complesso, non solo familiari, non solo sociali, ma nel termine più complesso, cioè si cercava una cura attraverso la psicoterapia. Era una ricerca molto viva, Kreuzlingen, Burgosli. Io mi appassiona più la psicopatologia della fenomenologia. Mi appassiona molto di più perché la psicopatologia è quella che cerca la porta d'ingresso attraverso la relazione alla comprensione dell'essere umano che abbiamo davanti. Noi abbiamo questo problema appunto in psichiatria, invece in quegli anni si contrappone l'iniziativa prettamente politica di appunto di rivendicazione dei diritti, di lotta all'emarginazione, all'iniziativa prettamente di ricerca scientifica e di cura. Mentre c'era tutta una corrente in quegli anni che le fondeva e perseguiva l'abbattimento dei muri e la lotta all'emarginazione anche attraverso la cura, c'era invece tutta una corrente che identificava strettamente la cura nella deistituzionalizzazione, nell'abbattimento della mura, come se la causa della malattia fosse l'istituzionalizzazione, quando magari dimenticando tutta la ricerca sulla psicodinamica delle relazioni e sul vissuto delle relazioni. Ora, se questa lotta oggi, tanto più oggi, ma soprattutto in quegli anni, era fondamentale la lotta prettamente politica per l'istituzionalizzazione, di cui dobbiamo il merito enorme per quanto fatto Basaglia, che peraltro era iniziato da prima, come tu hai ricordato, aveva avuto la prima espressione, ricordiamolo sempre, non la dimentichiamo questo passaggio. La legge 180 del 1978 è stata possibile perché c'è stata nel 1968 la legge Mariotti, certo, e l'apertura dei centri di igiene mentale, cioè per la prima volta, per chi non lo sapesse, in quegli anni si diceva che ci si poteva curare volontariamente e ci si poteva curare fuori dal manicomio e ci si poteva curare sul territorio. Fu un passaggio straordinario che troppo spesso dimentichiamo noi stessi. E fu il passaggio che ha portato alla possibilità di cure, all'accesso alle cure che prima non c'era, perché tu se eri obbligato ad andare in manicomio, se no non potevi avere l'accesso volontario alle cure. L'unico accesso volontario alle cure era nelle università. E noi appunto dobbiamo provare a recuperare tutta una ricerca che prova a mettere insieme
la scienza con la politica, nella misura in cui se in quegli anni era giustificato nella lotta alla manicomializzazione, nella presa in carico della cronicità, perché stiamo parlando di situazioni di cronicità di malattia mentale, è più che giustificato che l'intervento sia preminentemente riabilitativo e risocializzante e di reinserimento sociale. Questo non può essere sufficiente laddove tentiamo evidentemente un intervento preventivo. Tu lo sai, Gisella, le volte che mi hai invitato, il mio pallino è la psicoterapia. Lo so. Per me la più grande lotta per la libertà delle persone si fa attraverso la psicoterapia. Infatti in quegli anni lo scontro, se volete ideologico, non era con la farmacologia e l'organicismo, perché la vera stroncatura di qualsiasi forma di ricerca in psichiatria e in psicopatologia è stata causata dall'organicismo, dal successo sintomatico della farmacologia. La farmacologia ha fermato qualsiasi ricerca, la comparsa dei farmaci ha inibito la ricerca. E in effetti la ricerca in qualche modo era anche utile alla dimensione prettamente o esclusivamente assistenziale, perché di fatto la farmacologia consente il controllo dei sintomi, e questo è quello che noi purtroppo da psichiatri un po' frustrati viviamo tutt'oggi, perché vorremmo fare tutt'altro che non dare esclusivamente farmaci. Ma poi casomai delle carenze ne parlerà qualcun altro o magari qualcosa accenno io, ma invece la questione, e qui sì Alessandro mi interessa molto quello che hai detto, la questione era un po' uno scontro antropologico fra una certa visione effettivamente esistenzialista o fenomenologica, che vedeva la malattia come un modo diverso di esistere, ed una dimensione che invece proponeva una possibilità di cambiamento e di cura, che era la dimensione psicoterapeutica psicodinamica. E non parliamo della psicoterapia del nevrosi, quelle dei ricchi, stiamo parlando della psicoterapia delle psicosi, stiamo parlando della possibilità di cura e di trasformazione delle patologie gravi. Certo che non può essere praticata, vi insegneranno i miei colleghi, quando c'è già instaurata la cronicità. Noi abbiamo bisogno di un recupero delle dinamiche che possono essere che possono prevenire, che possono promuovere la salute e che devono sì intervenire su dimensioni prioritariamente culturali. Ha ragione Alessandro, perché è la cultura che fa ammalare, nella misura in cui la cultura influenza le famiglie, la cultura influenza l'istruzione, la cultura influenza l'ambiente, la cultura influenza l'economicismo di questo paese e del mondo. E la cultura è il primo fattore sul quale intervenire come promozione della salute. Beh, è un fattore culturale importante provare a ragionare sulla possibilità di cura delle malattie mentali. Penso sia un fatto essenziale. Ci sia lì uno scontro antropologico sul quale in effetti noi dobbiamo intervenire. Io, mi perdonerete, ho ancora 3 minuti? Sì, vai. Vorrei provare a leggervi, no? Perché almeno vi mettete un attimo nei miei terribili panni di professionista, che però deve rappresentare professionisti in salute mentale, e ricevo una feroce mail da una collega straordinaria che io non conosco, non vi dirò il nome perché non mi ha autorizzato, e che però io vi voglio leggere. E che lei era il periodo del terribile evento dell'omicidio della collega Barbara Capovani, e lei scrive: dottor Filippi, buongiorno, sono una collega psichiatra del DSM di Bergamo, a fine carriera quest'anno, sindacato ovviamente CGIL. Mossa da ciò che l'omicidio della dottoressa Capovani ha scatenato, inclusa anche la parte di colpa individuale e collettiva per non aver messo utilmente a frutto ciò che noi abbiamo vissuto e conosciuto dal 1985 in poi sul tema della violenza, vorrei fare il possibile per non dover assistere all'ennesimo scempio da me e da noi stessi consentito, l'uso reiterato della parola, degli ideologismi e dei modi di potere per evitare le fatiche di cambiamenti necessari e possibili. La salute mentale esonerata da rigore scientifico, un male da curare con estrema urgenza. Ecco lì il punto, lo sottolineo, ed è quello che noi professionisti viviamo costantemente, la contrapposizione fra politica e scienza. E noi invece abbiamo bisogno di un'alleanza, primariamente con la politica, anzi primariamente con i cittadini e quindi con la politica. Abbiamo bisogno di ricomporre quella alleanza che vada a chiarire che l'unica possibilità vera di libertà
dalla malattia mentale è la cura. Certo. Io ve li vorrei raccontare, i pazienti che si sentono in prigione delle loro idee. Ve li vorrei raccontare la prigione del cutting dei giovani ragazzi che non possono evitare di non tagliarsi. La prigione di un corpo infinitamente grande quando in realtà è esile. Allora, noi dobbiamo dover mettere insieme il prendersi cura, la riabilitazione, la risocializzazione, le straordinarie conquiste fatte da Basaglia, con Basaglia e tutti noi da Basaglia, per poter coniugarle con la necessità di una ricerca, di una prevenzione e di una cura possibile prettamente psicoterapeutica. E in questo io penso che il sindacato debba esercitare un ruolo assolutamente centrale. Grazie. Grazie molto Andrea per questo tuo intervento. Allora, è chiaro che dobbiamo preoccuparci prioritariamente della questione della cura. E i nostri servizi territoriali di salute mentale non sono organizzati per garantire la cura, possiamo dire questo? Posso dire l'ultima cosa? Sì, assolutamente sì. Proprio perché mi stai stimolando, sì, sai che mi... sì. No, perché il tema centrale, perché... per essere concreto, perché poi alla fine si tranquillizza anche di fronte a un pubblico così fantastico, così attento. Il 98% delle risorse di Dipartimento di Salute Mentale, aiutami, tu forse hai gestito, quindi mi aiuterai, ma forse il 90% sono gestite per la presa in carico della cronicità. Nonostante un progetto obiettivo chiaro sulla prevenzione, non è stato investito un euro sulla prevenzione. Psicoterapia? Zero. Siamo fermi al bonus psicologico, attenzione, siamo fermi ad una legge che avvia gli studi privati e la psicoterapia nel pubblico ci tiene inibita. Lo sapete i colleghi che vorrebbero fare psicoterapia nel pubblico e i responsabili stessi, i nostri colleghi, gliela vietano perché per carenza di personale e per l'impossibilità? Io quando mi arrivo dei ragazzi in pronto soccorso che magari hanno un attacco di panico, io non so a chi inviarli, li devo inviare al privato oppure alle cooperative, ecco, al privato etico magari, perché non ci sono possibilità di risposte dentro i servizi. Questa deve essere la grande battaglia, anzi non solo questa, insieme alle grandi battaglie, recuperare anche questa di battaglia. Scusami. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Allora, Vito è uno psichiatra, rappresenta il Coordinamento Nazionale Salute Mentale, che è un altro organismo importante che raccoglie l'adesione di oltre 114 organizzazioni di livello nazionale e locale, alcune sono anche qui rappresentate, che interverranno. Il coordinamento sta portando avanti da lungo tempo un lavoro importante proprio sulla questione anche dell'organizzazione dei servizi, quale organizzazione dei servizi, che cos'è un servizio, un centro di salute mentale di comunità, quali sono i compiti di un centro di salute mentale di comunità che dovrebbe contemplare anche quanto detto chiaramente da Andrea Filippi rispetto alla cura e anche alla possibilità di garantire all'interno del servizio pubblico di salute mentale le psicoterapie, sulle quali ovviamente siamo d'accordo. Vito. Grazie Gisella, grazie dell'invito. Io non è la prima volta che vengo a Cagliari, sono venuto in altre occasioni invitate da Gisella negli anni scorsi. E devo dire che ogni volta che c'è un incontro organizzato qua a Cagliari ci sono sempre tante di quelle cose per cui la mente incomincia a girare a mille. Le cose che sono state dette pure stasera, sia da Sandro sia da Andrea, sono cose che ogni pensiero detto in una certa direzione solleva altri mille problemi. È una situazione
ha detto bene Filippo, è una situazione complessa, una situazione... E io non lo invidio, Andrea, nella veste sua di sindacalista, di dover coniugare quelle che è un'attività professionale con quelle che è il mondo sindacale nelle sue sfaccettature. Però alcune cose le vorrei dire. Intanto sono d'accordo con Gisella, crede che Basaglia non vada commemorato perché commemoriamo i morti, ma crediamo e pensiamo che tutto sommato l'idea, il pensiero basagliano sia ancora un pensiero ancora ricco di tante possibilità, ancora ricco di tante, nonostante che molte possibilità siano state ostinatamente contrastate. Certo, credo che almeno la mia generazione, non credo quelle di oggi, ma la mia generazione, anche chi non era d'accordo, non poteva non partire o avere dei riferimenti, fare dei riferimenti a Basaglia. Era quasi impossibile, perché, come diceva qualcuno, alla fine era diventato un pensiero egemone. Era diventato un pensiero egemone dal punto di vista culturale, perché Sergio Zavoli con i Giardini di Abele, la CGIL con gli scioperi generali, più case e meno serenase, i metalmeccanici a centinaia di migliaia a fare manifestazioni in questo senso, la cultura, tutta la cultura, gli artisti, un mondo intero era schierato tutto a favore del pensiero basagliano. Quindi diventava complicato non fare i conti con Basaglia, ecco, in quell'epoca. Dico che oggi non è più così. Io sono andato in pensione qualche mese fa e fino a qualche mese fa, tra le altre cose, ho anche avuto, oltre alla direzione del dipartimento, avevo un contratto all'Università di Psichiatria Sociale. E so bene i ragazzi di oggi, gli specialisti di oggi, Basaglia non sanno neanche chi è, ma non Basaglia come persone, ma insomma, io dico specializzanti che non hanno letto la legge 180 pensando che chissà che cosa fosse e non hanno capito che era gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, perché non l'hanno letto. Uno strumento così enorme come quello del TSO, importantissimo nel bene e nel male, ma uno strumento importantissimo, e non aver letto la legge 180 quasi agli ultimi anni della specializzazione probabilmente la dice lunga su che cosa andranno a fare queste persone. E vedere questa storia dell'università e della formazione è un tema estremamente importante, perché tutte le persone, io ho visto gli ultimi anni che ho lavorato, fino all'anno scorso mi arrivavano specialisti, giovani, ragazzi, ma brave persone motivate, convinte pure, convinte del niente, convinte che la psichiatria la risolvevano in una questione che valeva dal 4 sintomi, si fa una diagnosi e la risposta farmacologica. Era così, perché queste sono quelle che insegnavano all'università. All'università non è che insegnano altro. Certo, il lavoro psicologico, la psicoterapia, ma le psicoanalisi, tutte, nella costruzione dell'abbattimento del percorso di abbattimento dei manicomi, sono state importanti, a fianco del pensiero basagliano. È chiaro che sono state... Ma tutto questo nell'università di oggi non alberga soltanto un biologismo bieco, riduttivo, 4 sintomi in croce, DSM quinto, questa è la risposta farmacologica. Poi ci vediamo al prossimo appuntamento. Purtroppo è questo il dato, da cui dopodiché io dico anche questo, in aggiungo, che ci sono tante e tante di quegli operatori che sono persone che vorrebbero fare di più, vorrebbero fare altre cose, ma la possibilità non gli ha dato. L'università gli ha insegnato quelle 4 cose in croce e quella sanno fare. Dopodiché, io addirittura le ultime volte, ho sentito gli ultimi anni proprio, l'ultimo anno, sentivo parlare di la psicofarmacologia mirata, sentivo parlare di
tutta una serie di metodiche e di tecniche, che io per carità, io non ho niente contro la psichiatria biologica, dico che soltanto la psichiatria biologica, la farmacologia anche, perché il funzionamento dei farmaci non è che sia chiaro, non è che sia chiaro neanche a chi ne scrive di queste cose, è però che queste cose qua, dico, questo meccanismo dovrebbe essere una cosa chiarita, dovrebbe essere una cosa, e quando la biologia chiarirà queste cose, io sarò il primo biologista, io non ho niente contro la biologia o la ricerca biologica, ma la ricerca biologica è, come diceva Andrea Filippi prima, la psichiatria, diciamo la psichiatria dominante oggi, che è quella biologica e quella riduttivamente biologica, quella farmacologica, e quella psichiatria là, oggi, le cose che sa poco e ha poche certezze, la psichiatria ha poche certezze scientifiche, ha detto bene Filippo. E in assenza di certezze scientifiche, vi voglio fare un esempio, se Gisella, tu quando devo finire non mi interrompi, cioè per capirci su un piano concreto, quando diciamo le certezze scientifiche per la psichiatria e per la medicina. Il discorso è facile per la medicina, cioè facile, anche là non è che sia tutte rose e fiori, ma è molto più facile. Perché se voi pensate che i pilastri, i fondamenti su cui si regge la metodologia della medicina sono 5: eziologia, patogenesi, diagnosi, prognosi e terapia. Terapia e prognosi. Ogni medico di medicina del corpo, di medicina somatica, ragiona in questi termini, ragiona su questi 5 pilastri. Allora, prendete un esempio molto concreto e banale, che io faccio in diverse occasioni, ho fatto, non so se mi è mai capitato di farlo a Cagliari, una polmonite batterica. Polmonite batterica. Eziologia, nota. L'agente eziologico è il batterio, pneumococco, si isola in laboratorio. Quindi l'eziologia è nota, una volta isolato il batterio, eccetera, si sa che cosa è la causa di quella malattia. Poi si va sulla patogenesi, come si sviluppa questa malattia. E la polmonite batterica si sviluppa in 40 giorni, con le varie fasi dell'epatizzazione, eccetera, ma dopo 40 giorni è l'esito, diciamo, della polmonite. Poi c'è la diagnosi, mettiamo 5 pneumologi insieme, intorno allo stesso tavolo, dandogli in mano le lastre, gli esami del sangue, tutti e 5 fanno la stessa diagnosi, polmonite batterica. Andiamo poi sulla terapia. Guardate, possono giocare i nomi commerciali, ma sono antibiotici, cortisonici e antipiretici. Questi sono i 3 farmaci in genere. Io, le mie conoscenze di medicina non è che sono tanto approfondite, ma credo che sia rimasta ancora questa il modo. E la prognosi, e nel 99,9% salvo incidenti, è Fausta. Ora applichiamo un discorso di questo genere a un disturbo bipolare, alla schizofrenia, a qualsiasi altra malattia psichiatrica, non funziona. Allora, quando noi diciamo che le incertezze della psichiatria e quando diciamo che l'ambito della medicina sta stretto alla psichiatria, la psichiatria non può pensare di essere medicina, totalmente medicina. Certo che è anche medicina. L'uso dei farmaci, su cui io personalmente non ho mai avuto niente in contrario. Io ho 40 anni di attività, li ho sempre usati. Il discorso sui farmaci, poi gli eccessi e le cose vanno su altri tipi di disturbi. Però il discorso di fondo è questo. Allora, e Basaglia, a questo a Basaglia era molto chiaro. Allora, Gisella ha iniziato con il filmato I giardini di Abele. Che gli ha chiesto Zavoli a Franco Basaglia? Dice, ma a lei interessa più la malattia o il malato? Con malattie, intendendo la scienza, la ricerca, ha detto io non lo so, non lo sa nessuno che cos'è. Ha detto poi dopo discutiamo. E non è che da Franco Basaglia o dal fine 800 a oggi le questioni della scientificità, della psichiatria siano cambiate di molto, a parte la questione dei farmaci, che è stata una grossa scoperta, innovazione, e sono utili i farmaci. Io non contesto i farmaci, la questione dei farmaci, ma sono utili sapendo come usarli, a che dosaggio usarli e per quanto tempo usarli, perché
il farmaco, l'effetto degli psicofarmaci è quello di sedare, sostanzialmente. Un effetto importante è quello della sedazione. Poi l'altro è quello un po' dell'eccitamento, delle eccitazioni, eccetera. Poi delle cose di stabilizzatore dell'umore, io già per esempio già non riesco a capire che cosa possa significare. Comunque, detto, se non una ulteriore leggera e diversa sedazione, eccetera. Allora, se ci sono queste cose in ballo, è chiaro che l'unica speranza e possibilità che noi abbiamo è quella di applicare, ancora qualche minuto, ancora no, perché Gisella mi bacchetta, mi spaventa. No, perché ritornare al discorso non sono in discussione gli psichiatri semplicemente, sono in discussione gli psichiatri quando applicano una psichiatria cattiva, e le cattive psichiatrie esistono, non è che non esistono le cattive psichiatrie, una psichiatria che la prima cosa che fa, e questo lo scrive bene per esempio Piero Cipriano in un suo libro, non ricordo quale, ne ha scritti tanti, non mi ricordo quale, però quelli in cui parla dell'SPDC, in cui dice: guardate, è inutile, quando arriva una persona al pronto soccorso e me lo trasferisco in SPDC, dice: io molte volte ci ho fatta la notte passata accanto a questa persona, la notte, allora un po' vicino, un po' ti allontana, mantieni le distanze, non lo vedi, c'è giocando pure sui rapporti relazionali e sulle tecniche di relazione, di rapporto, eccetera. E dici: fino a quando a questa persona riesci a convincerlo a fare certe cose per il suo progetto di cura in quel momento, senza arrivare alla contenzione. Però dici: ci devi stare accanto fino a svenarti. Oggi questa cosa qua per due motivi non accade. Primo, perché, come diceva Filippo, c'è un problema di risorse. C'è questo problema. E questo è uno. Ma quello più importante è l'altro, la formazione che oggi hanno gli psichiatri. Ma chi glielo dice a loro? Quando nelle cliniche universitarie, tutte le cliniche universitarie, si legano le persone. Sì. È chiaro? Te lo Chi? insegnano anche. E glielo insegnano anche, perché loro quando sono arrivati al dipartimento che dirigevo io, rimanevano un po' così, perché avevo un dipartimento dove per 20 anni non si è legato una persona nell'SPDC. E dice: ma questo, poi dopo col tempo piano piano vedevano e si andava. Ma il punto era esattamente questo. Allora, chiudo su questa cosa. Una cosa solo, una nota solo volevo fare su una questione che diceva Andrea prima, sulla legge Mariotti, importantissimo, quella del 68. Vorrei solo sottolineare una cosa in aggiunta a quelle che diceva Andrea, che Mariotti, per fare quella legge che è stata importante e determinante per la legge 180, andò, e questo è nella storia, si recò da Basaglia a vedere che cosa succedeva, se si poteva aprire il manicomio, eccetera. Visto, considerate e fatte le sue osservazioni, uscì fuori la legge 68, che la legge 68 c'è dentro anche Basaglia nella legge 68, la legge del 68 la legge Mariotti, perché già come si diceva prima, il discorso era nato tanti anni prima della legge 180. Basaglia, i giardini di Abele erano Gorizia, l'esperienza di Gorizia era ai primi degli anni 60 e quindi era così. Io ho pasticciato un po', ho messo molte cose un po' così. Comunque grazie. Grazie Vito. Allora, volevo ricordare che è stato proprio grazie alla legge Mariotti che nell'ospedale psichiatrico di Gorizia hanno iniziato a dimettere le persone, trasformando il ricovero coatto, perché così si definiva, con ricovero volontario. Quindi, grazie alla possibilità di modificare la modalità di ricovero, hanno iniziato a dimettere le persone dall'ospedale di Gorizia. Quindi ora chiamiamo Elio Pizzalis, Carla Pulighedu, Antonello Murgia, sono in tre, e Franco Uda dell'ACI. Allora do la parola a Elio. Elio è uno studente, attivista dell'ANSARP, e ci parlerà di come funzionano i servizi di salute mentale. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, sono un utente dei servizi di salute mentale. Ho potuto fare il primo accesso a 18 anni perché anche se necessitavo di aiuto già da molto prima, però semplicemente per il fatto che ero minorenne e i miei genitori non erano consenzienti e non ho potuto avere accesso a un percorso di cura precedentemente. E quindi il mio percorso è iniziato a 18 anni in modo non molto perfetto perché era appena finito, diciamo, eravamo più o meno in mezzo al periodo Covid, quindi anche la richiesta che feci al centro di salute mentale di essere assistito fu spostata di vari mesi, circa 4 o 5 addirittura. E poi appunto ebbi la mia prima visita con una psichiatra, la quale a un certo punto mi disse proprio che avevo bisogno per il mio tipo di malessere anche di psicoterapia. Il fatto era che appunto io avevo 18 anni, ero in quinta superiore, quindi le dissi che in realtà non potevo permettermi una cosa del genere, anche perché appunto mi stavano mantenendo i miei genitori e quindi non potevo permettermelo, al che lei mi rispose che niente era gratis nella vita e quindi mi rispose anche stai lavorando, te lo puoi pagare. Voglio precisare che lavoravo qualche weekend e facevo più o meno 300 euro al mese. E vabbè, quindi dopo questa esperienza abbastanza brutta ho lasciato la Sardegna per iniziare l'università al nord. Lì però si sono accentuate molte le mie problematiche, quindi tentai il suicidio un paio di volte. E dunque la prima volta non mi ricoverarono e decisero semplicemente di fissare un appuntamento più vicino con la mia psichiatra del tempo. Non so se questo stratagemma funzionò particolarmente perché poi lo feci di nuovo 15 giorni dopo, al che decisero di ricoverarmi. Prima sensazione è stata sicuramente di smarrimento, ho pochissimi ricordi, mi ricordo che mi ero addormentato in ospedale dopo la visita in pronto soccorso e a un certo punto mi svegliai più o meno verso le 3 di notte che mi stavano accompagnando in carrozzina e mi avevano spostato in psichiatria. Nessuno in realtà mi ha mai spiegato cosa stava succedendo, come funzionava, più o meno come volevano affrontare le mie problematiche, che farmaci mi stavano dando, perché quanto tempo sarei rimasto lì. E poi dallo smarrimento le emozioni diventarono paura, timore per quello che mi stava succedendo, perché ho potuto, sono stato soggetto a contenzione sia fisica che farmacologica. E, non ero in realtà un paziente che magari si potrebbe definire difficile o aggressivo, che magari sono la tipologia di pazienti che una persona si immagina quando pensa a persone legate o che vengono trasformate, diciamo, in zombie dei farmaci. In realtà no, perché passavo principalmente la maggior parte delle mie giornate a letto in camera. Complice anche del fatto che mi sbagliarono la diagnosi, su questo magari spiegherò meglio dopo, quindi fui pesantemente sedato farmacologicamente al punto che io non riuscivo a vedere niente perché avevo la vista sfocata, non riuscivo a mettere a fuoco, non riuscivo a dormire, non riuscivo nemmeno a parlare. Quindi praticamente io ero bloccata, non riuscivo nemmeno a scrivere un messaggio su WhatsApp, cercavo di comunicare, però dato che non riuscivo a scandire bene le parole, eppure è successo che un infermiere si mise a prendermi in giro facendo il verso,
Ancora adesso nelle note del telefono ho delle cose che io scrivevo e mostravo agli infermieri, perché se glielo dicevo a voce loro non l'avrebbero capita. Quindi sì, ovviamente sono entrato totalmente nel panico, perché non avevo nessuno, mi sono sentito completamente perso, mi sono chiesto se la mia vita sarebbe destinata a continuare a essere così per tutto il resto del tempo. Diagnosi sbagliata, anche questo perché semplicemente raccontai le mie motivazioni che portarono al gesto e diciamo che essenzialmente non mi credettero totalmente, tant'è che poi alla dimissione c'era scritto nel foglio della dimissione che io avevo delle paranoie, delle manie di persecuzione, quando anche lì la situazione poteva essere semplicemente verificabile in altri modi. Quindi sì, diciamo, il mio percorso non è iniziato nel migliore dei modi, poi fortunatamente ho potuto fare psicoterapia autonomamente, ho avuto l'opportunità di accedere a una comunità terapeutica, che ovviamente non è una cosa così scontata in realtà, soprattutto dato anche il numero molto basso di posti rispetto alla popolazione delle persone nei servizi. Però posso continuare a vedere come i servizi siano carenti non solo magari per persone con vere e proprie patologie, ma in generale anche per giovani che stanno affrontando un malessere. Io ho tantissimi amici che magari vorrebbero davvero mettersi in gioco, intraprendere un percorso di terapia, però questo non gli è garantito. Mi viene in mente l'esempio di alcuni amici che sono andati dallo psicologo dell'università che offre 3 sedute, quindi praticamente tu fai in tempo a raccontare la tua problematica e non so come fanno ad affrontarla, perché non esiste il tempo per intraprendere un vero percorso. E quindi sì, diciamo che posso condividere i sentimenti di molti giovani che si sentono totalmente allo sbando, diciamo, senza un riferimento, senza istituzioni e servizi che li ascoltano. Grazie anche Elio. Carla, vieni da questa parte. Carla Pulighedo è la garante del Consiglio regionale dei minori e degli adolescenti. Ha già partecipato a diversi nostri momenti di incontro. Io la devo ringraziare sempre per la sua grande disponibilità e per una sensibilità veramente unica rispetto ai problemi dei minori, ma in generale rispetto ai problemi che le persone attraversano. Prego. Grazie Gisella. Ricoprendo questo ruolo non si può non essere sensibili, sentirsi toccati in prima persona. Durante questo primo anno di mandato, infatti, ho avuto modo di avvicinarmi ai problemi della salute mentale in maniera molto evidente, delle famiglie nella loro complessità, cominciando quindi perché quando si parla di infanzia e di adolescenza ci sono sempre le figure adulte di riferimento, c'è sempre un contesto, e un contesto in difficoltà, prima ancora che la difficoltà arrivi al bambino, si manifesti, quindi nel bambino, nei suoi comportamenti, ancora di più in età adolescenziale, evidentemente c'è una difficoltà a gestire le relazioni, il più delle volte, e dunque anche a rendere partecipi dei problemi i propri figli.
Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto con grande interesse. Non essendo una professionista in campo psichiatrico o psicologico, tuttavia c'è un'attitudine all'empatia verso chi dice ed esprime sensazioni che si possono vivere interiormente. In particolare l'intervento del dottor Filippi mi ha toccato moltissimo perché è andato al cuore del problema, e cioè la psicoterapia come strumento di prevenzione, perché se prima si interviene, prima si ascolta e naturalmente prima si può intervenire rispetto a un problema da affrontare. Quindi il problema dell'ascolto nei minori credo sia fondamentale in famiglia, nelle agenzie educative che si occupano dei minori. Il farmaco, avete parlato di farmaci straordinario strumento che purtroppo nell'adolescenza crea anche dipendenza, perché c'è anche la tentazione di usarli così in autogestione, senza fare riferimento come succede nelle tossicodipendenze di qualsiasi altro genere, quindi è un rischio grandissimo. Però voglio dire una cosa: quando nell'epoca in cui è stata approvata la legge 180 era in atto il compromesso storico, così come è stato ricordato da Alessandro Magia, giusto? Montici, scusa. Un'epoca straordinaria, perché il riformismo della democrazia cristiana e del Partito Comunista si sono andati incontro, e soltanto grazie a questo compromesso storico, quindi ad un tessuto capace di portare avanti battaglie comuni verso la conquista dei diritti umani, è stata straordinaria, perché in quell'epoca, oltre alla legge 180, ricordiamo che c'è stata la legge sulle tossicodipendenze, c'è stata la legge che ha abolito le classi differenziali nelle scuole, dove venivano relegati i bambini con problematiche o con handicap, e quindi c'era un fermento in ordine proprio ai diritti, che ha trovato una politica capace di accoglierli. Non dimentichiamo che la legge 180 è stata approvata il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in Commissione Sanità, non in plenaria del Senato. La Commissione Sanità era presieduta da Adriano Sicini, colui che è stato il fautore della psicologia in Italia e che dopo lunghi anni di impegno e di fatica è riuscito a far approvare la legge che ha istituito l'ordine professionale degli psicologi nel 1989. Quindi un'epoca che non si è ripetuta e che invece sarebbe molto necessaria oggi, dove invece lo scontro politico sui diritti è scandaloso, perché il problema dei diritti non può essere una battaglia politica di contrapposizione. Quando questo avviene significa che non c'è maturità di chi ricopre i ruoli politici, non c'è consapevolezza di ciò che occorre, non c'è una visione, perché se ci fosse una visione si andrebbe incontro ai bisogni dell'infanzia, perché l'investimento più grande che una società può attuare è sempre nell'infanzia, a partire dall'infanzia, per non avere poi le situazioni come quelle che ci ha raccontato Elio, che è riuscito a cavarsela in qualche modo, ma altri non ce l'hanno fatta. Grazie molte Carla. Adesso dovrebbe esserci Antonello Murgia. Antonello Murgia, vabbè, tutti lo conoscete, è un medico
Antonello rappresenta il coordinamento regionale di ANPI Sardegna e tra l'altro con noi, insomma, come Roberto Lodde in modo particolare, coordina il mese dei diritti umani che ha superato ormai il 10° anno. Prego Antonello. Grazie Gisella. Non voglio affrontare il ricordo di Franco Basaglia affrontandolo dal punto di vista dei colleghi psichiatri che mi hanno preceduto e che sanno farlo molto meglio di come posso farlo io. Vorrei ricordarlo invece dal punto di vista di due aspetti più generali che mi riguardano più da vicino per quello che sto facendo adesso e che sento anche più stringenti. E vorrei farlo partendo dalla lettura di qualche riga tratta dal saggio che Franco Basaglia scrisse, intitolato Scritti 1953-1980, insomma la raccolta di suoi scritti. La prima volta che entrai in un carcere ero studente di medicina ed entrai come prigioniero politico, quindi dalla parte dei reclusi. Era l'ora in cui si ruotavano i buglioni delle celle e la mia prima impressione fu di entrare in un'enorme sala anatomica dove la vita aveva l'aspetto e l'odore della morte. Il carcere mi appariva come un letamaio impregnato di un lezzo infernale. Dopo alcuni anni entrai in un'altra istituzione chiusa, il manicomio, questa volta non come internato ma come direttore. Ero dalla parte del carceriere, ma la realtà che vedevo non era diversa. Anche qui l'uomo aveva perso ogni dignità umana. Anche il manicomio era un enorme letamaio. E questo brano ricorda un evento importante della vita di Basaglia, cioè il incarceramento che subì nel 1944 da parte della Repubblica di Salò. Lui era uno studente universitario, all'inizio dell'università, per una delazione di un suo compagno venne appunto incarcerato e ci rimase fino alla liberazione dal nazifascismo. E fu un'esperienza che segnò la sua vita di cittadino democratico e di operatore sanitario, sempre impegnato a risolvere non questioni diagnostiche e terapeutiche, ma problemi di vita e di salute di persone in carne ed ossa. Tante cose che Basaglia fece, e voglio ricordare, insomma, fu cofondatore di Psichiatria Democratica, che tra l'altro è un percorso parallelo rispetto a quello di Medicina Democratica che conosco meglio, perché di quello fu il cofondatore nel 76 a Bologna, 76 in cui, mentre il congresso fondatore di Medicina Democratica avvenne il 15 e 16 maggio, Psichiatria Democratica lo ottenne nel settembre ad Arezzo. Entrambe queste organizzazioni, nate sulla scia del 68, hanno condotto una battaglia contro la scienza al servizio del potere. Entrambe hanno posto l'accento sulla necessità di tutelare i più deboli e indifesi in sintonia con il dettato costituzionale. Un tema questo al quale Basaglia era molto sensibile, come dimostrò negli atti della sua vita, e che gli derivava dalla sua cultura antifascista. E non gli fu facile, soprattutto all'inizio, abolire elettroshock, camici di forza, lobotomie, perché il personale psichiatrico formato della cultura della psichiatria biologica che imperversava più di quanto non perdersi ora, aveva una mentalità che era favorevole a quelle pratiche, e perché Gorizia, come ci ricordava lo storico John Frutti in un saggio che
pubblicato sulle Monde Diplomatique 6 anni fa. Scusatemi, diceva John Fruit Gorizia era una roccaforte, Gorizia e anche la psichiatria italiana era una roccaforte della destra, anche con una forte presenza neofascista. E allora, come dirigente dell'ANPI, mi piace sottolineare questa caratteristica di Basaglia che nella sua vita di operatore e di cittadino democratico condusse una battaglia a favore non solo degli individui affetti da sofferenza mentale, ma anche una battaglia a favore di una società più democratica, una battaglia per l'applicazione della Costituzione e per una scienza che fosse al servizio dei cittadini e non strumento oppressivo del potere. Basaglia non è stato solo non è stato soltanto un grande psichiatra che ha portato grandi innovazioni nella sua disciplina professionale, ma è stato anche un uomo consapevole dell'importanza del progetto democratico di liberazione contenuto nella nostra Costituzione. E le due cose per lui andavano di pari passo. E se oggi lo ricordiamo è anche perché abbiamo un grande bisogno del suo esempio in questo strano tempo nel quale incontriamo chi propone la pace sollecitando l'inviare in guerra, chi proclama l'applicazione della Costituzione proponendone lo stravolgimento, chi proclama la lotta contro le disuguaglianze tagliando risorse per i più deboli e incrementandole per i più ricchi, chi proclama la promozione della democrazia accentrando il potere nelle mani del capo del governo, eccetera, eccetera. E Franco Basaglia è stato protagonista, tra le altre cose, di quella che definiva la lunga marcia attraverso le istituzioni. E in che cosa consisteva questa lunga marcia? Benedetto Saraceno, che fu suo collaboratore a Trieste, la definisce così. E dunque, si tratta di navigare fra le possibilità e le impossibilità che caratterizzano il contesto, ossia i servizi e le istituzioni. Si tratta di saper operare nelle condizioni reali offerte dal contesto per estrarne le risorse e le opportunità utili ad alimentare i processi di liberazione. E quando Basaglia arrivò a Gorizia e si trovò a confrontarsi con quella che era considerata tra le psichiatrie internazionali d'Europa, l'impatto fu tale che, raccontò Rair Terziani, che pensò di dimettersi perché gli appariva insopportabile una realtà del genere. E però non lo fece. E ho pensato a cosa sarebbe successo se lui avesse accettato, cioè avesse desistito, insomma, dal compito che poi ebbe. E che cosa sarebbe successo se avesse lasciato il manicomio? E allora mi chiedo, se non è anche questo un importante lascito di Basaglia, e cioè la necessità di intervenire nelle condizioni reali che ci è dato vivere per riuscire ad alimentare quei processi di liberazione attraverso i quali pervenire alla salute nel senso più ampio del termine. Processi di liberazione che in questi anni nel nostro piccolo abbiamo cercato di percorrere come ANPI. Cito soltanto l'esempio in cui sono coinvolto direttamente nel congresso di 2 anni fa. Abbiamo lanciato la proposta di una grande alleanza tra la persona, il lavoro, la società, e attualmente partecipiamo sia a livello
nazionale che locale, al gruppo di lavoro da Via Maestra, di cui sia Gisella che Simona Pansecco vi hanno parlato in precedenza. E allora vorrei dire, davvero senza intenti polemici, però come spunto di riflessione, la linea autoritaria che stiamo vivendo fra presidenzialismo autonomia differenziata, politiche di riarmo e guerrafondaglie. Questa politica non ha forse trovato spazio anche a causa delle divisioni all'interno dell'area progressista, e ci siamo ritrovati con un governo di simpatie fasciste perché, pur avendo la quasi certezza di sconfitta in caso di presentazione in ordine sparso, che riferisco alle elezioni nazionali, il principale partito dell'area progressista rifiutò l'alleanza elettorale. E poi abbiamo visto dai comportamenti di questo governo che cultura e che obiettivi andava perseguendo. Politiche, obiettivi che non sono di stampo conservatore, a mio avviso, ma sono in conflitto assoluto con la nostra Costituzione. Il ministro Valditara che diceva che vantava il potere educativo dell'umiliazione, e processi di medicalizzazione e psichiatrizzazione che stanno riaumentando, processi dei quali Basaglia metteva in guardia, smascherandone il carattere autoritario, la funzione di esclusione della dimensione sociale, e che oggi appunto lungi dall'essere sotto controllo sono invece in preoccupante ripresa. Oppure che dire della proposta del ministro Schillaci di introdurre la patente sanitaria, cioè una patente sanitaria a punti che a chi ha una condotta virtuosa dia un poteggio più alto che gli consenta un accesso a cure migliori. Quindi una assistenza data proporzionalmente al merito, con il corollario che se non hai buona salute evidentemente ti sei comportato male e allora stai zitto perché quella salute non te la meriti. E anche su questo io penso che l'ascito basagliano sia stato importantissimo, il contrasto ad una sanità che si fa strumento del potere e della sua aspirazione al controllo sociale, che duplica il diritto umano fondamentale a privilegio di chi se lo merita. E allora la cosa che così mi preme dire e concludo è che nonostante questo precedente nelle politiche nazionali, nelle politiche regionali siamo andati riproducendo questa divisione, nonostante il partito che aveva commesso quell'errore alle politiche nazionali avesse anche con generosità corretto l'errore, quindi cercato di formare una coalizione che potesse vincere le elezioni. E per poco, ecco, siamo riusciti a evitare il rischio di cadere in una destra regionale che ha mostrato nei 5 anni scorsi di essere certo non migliore di quella nazionale, e che appunto per poco ci ho rischiato di vincere. Allora credo che un po' come succede in quelle malattie oculari in cui
c'è la visione cosiddetta a tunnel, perché il campo visivo periferico, che rimane quello centrale, c'è stato un po' da parte di alcuni l'incapacità di vedere il campo periferico, insomma, concentrarsi sulla parte centrale. Allora forse questo è che sarebbe utile fare, insomma, è un po' il mio auspicio, che il rigore nell'analisi, che è sicuramente doveroso e giusto, non sia mai disgiunto dalla necessaria utilità nell'agire politico, al fine di non precluderci la navigazione attraverso le istituzioni che Basaglia e anche, credo, tutti noi riteniamo indispensabili e concrete per produrre risultati più avanzati. Mi piacerebbe che considerassimo finalmente scontata la condanna a far prevalere le cose che ci dividono e riuscissimo a valorizzare quelle che ci uniscono. Grazie. Grazie molto Antonello. Adesso diamo la parola a Franco Uda. Franco è il coordinatore, no scusatemi, Franco rappresenta l'Arci Sardegna. Anche l'Arci fa parte della Via Maestra, del comitato di Cagliari della Via Maestra, ma anche del coordinamento nazionale salute mentale insieme a tante altre organizzazioni. Prego. Sì, grazie. Grazie Gisella dell'invito di questa bella iniziativa. Vorrei affrontare questo tema provando a mettere degli occhiali un po' diversi, perché io, non essendo né uno psichiatra né un medico, ho bisogno invece di offrirvi o cercare di offrire a me stesso anche un'interpretazione del pensiero di Basaglia, quello di cui stiamo parlando qui adesso stasera, differente. Quindi metterò degli occhiali per provare a guardare che hanno due lenti differenti, che sono proprio quegli elementi quasi dicotomici a cui accennava il segretario nazionale dei medici della CGIL, della politica e della scienza. Quindi io proverò a tenere una lente che guarda la politica, l'altra che guarda la scienza, attraverso però due declinazioni che mi sono più familiari, che sono quelle dei diritti e della cultura. Io sono stato per tanti anni responsabile nazionale per i diritti dei detenuti dell'Arci. Ho visitato tanti posti abbastanza brutti. Insieme con Don Ettore Cannavera abbiamo fatto un'ispezione nelle carceri della Sardegna, in tutte le carceri della Sardegna, e il resoconto di questa nostra ispezione ha fatto parte poi del rapporto che Antigone ogni anno pubblica sulla situazione carceraria nel nostro paese. E leggendo di Basaglia, leggendo degli ospedali psichiatrici, non si può non fare riferimento al tema dell'istituzione totale, perché sia gli istituti penitenziari che quelli psichiatrici non sono orientati per questo, e sono istituzioni totali, però anche, come abbiamo sentito e come è sotto gli occhi di tutti noi, sono anche delle istituzioni di classe, sono istituzioni che colpiscono laddove i soggetti sono più fragili, più deboli, anche rispetto ad una valutazione di censo. E allora noi troviamo sempre, se voi andate nelle carceri, oggi nelle carceri ci stanno i poveri della società, ci stanno i migranti, ci stanno i drogati, e praticamente niente più. È una vera e propria discarica sociale, detta con termini un po' duri, ma che restituiscono abbastanza bene quello che
quello che abbiamo di fronte. E quindi mentre la malattia è democratica, la cura non lo è. Lo diceva anche il documentario, la malattia colpisce chiunque nello stesso modo, non nello stesso modo invece si trovano le soluzioni per uscirne. E come è vero che si diceva che quelli che abbiamo visto erano luoghi di punizione, non di cura, noi vediamo ugualmente anche il parallelo dell'istituzione totale, che anche il carcere non è il luogo della rieducazione, ma è il luogo della vendetta sociale. Questo in barba all'articolo 27 e all'articolo 32, che invece dicono delle cose molto chiare, sia per l'una che per l'altra istituzione. Ed è ancora più grave quando noi sentiamo che in certi luoghi accadono delle cose. Questo qua è ancora più grave perché quando lo Stato prende in consegna materiale un cittadino o una cittadina, questa passa sotto la sua responsabilità. E quindi è lo Stato che deve rispondere di ogni cosa che capita dentro le istituzioni totali e quindi dentro gli ospedali psichiatrici, quelli che furono gli ospedali psichiatrici, ma oggi dentro le carceri. E l'ultima cosa sul tema dei diritti che caratterizza la discussione di stasera è quella, qualcuno diceva, la controriforma è già in atto. È una tendenza enorme. Io ho avuto, diciamo, l'esperienza, io vivendo a Sassari ho vissuto una parte che ha cercato di una storia, cioè che ha cercato di tarpare le ali ad una via possibile, no? Di autonomizzazione, di emancipazione di persone che avevano una malattia mentale attraverso dei percorsi appunto di autonomizzazione, che è stata bloccata con il potere centrale della magistratura e che poi ovviamente a distanza di tanti anni, come spesso capita in questi casi, tutto si è sgonfiato. 10 anni. 10 anni di passione, di grandissima preoccupazione per tutte quelle persone che ci avevano creduto e avevano fatto dei grandissimi sforzi perché quella cosa andasse in una certa maniera. E quindi sì, la controriforma è in atto. E uno dei compiti anche della società civile, di cui io come ARCI facciamo parte, insieme a tanti altri, è proprio quella di tenere desta l'attenzione, è quella di moltiplicare i momenti come questo, perché anche dall'oblio di un pensiero come quello di Franco Basaglia poi passano le dinamiche della controriforma. Secondo punto, ma sarò più veloce. La parte sulla cultura è legata al tema delle istituzioni locali, perché le istituzioni locali ti si appiccicano addosso attraverso una cosa gravissima che noi tutti conosciamo, però, che è lo stigma. Chiunque passi nelle istituzioni totali si porta dietro questo timbro che la società mette alla diversità. Ricordate l'alone viola di quella bruttissima pubblicità sull'AIDS? Ecco, era proprio quello era il miglior esempio. Se dovessi spiegare a un bambino cos'è lo stigma, direi, ecco, quella pubblicità è lo stigma, quell'alone viola è lo stigma. E però appunto è una battaglia contro la diversità, ma la diversità da cosa? Qua il pensiero di Basaglia ci dice tante cose, ci dà una visione, una riformulazione per esempio del concetto di normalità, e io penso che noi dovremmo oggi più che mai forse affrontare
questo come uno dei perni del pensiero basagliano. Ed è diverso anche tutto quello che noi non conosciamo, e quindi l'importanza della conoscenza, no? Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra conoscenza. Quella roba lì. E mi viene in mente, 2 anni fa facemmo un progetto nazionale con l'ARCI, bisognava scegliere tra 3 gruppi target di fragilità, diciamo. C'erano gli anziani, c'erano i giovani NEET che non trovavano lavoro e c'erano i matti. Nella parte del progetto che noi come ARCI abbiamo fatto nel nord della Sardegna ci siamo occupati di matti. Bene, il nome del progetto, che non abbiamo scelto noi, ma abbiamo scelto a livello nazionale per provare a ricondurre tutto quanto a un unico tema, era esattamente la cultura e la cura, e con l'accento. No? Ecco, questo è diciamo e chiudo perché io penso che appunto, sempre per rimanere in tema, quello che in un certo modo ci fa fare delle strade insieme anche a molti di noi, la via maestra è quella dei diritti. La via maestra è quella della complessità, cioè dell'affrontare la realtà, che è un elemento complesso, con gli strumenti della complessità. Tutti i tentativi di semplificazione, che spesso poi sfociano in banalizzazione, si rivelano sbagliati, errati. E la cultura della complessità è proprio quella che ha introdotto Basaglia col suo pensiero. Cioè Franco Basaglia, insieme ad Albert Einstein, è stato il Copernico del XX secolo. Ha introdotto una mutazione tale nel nostro modo di pensare, quello a cui solitamente la società, in mancanza di spirito critico, è portata ad assecondare, un cambiamento davvero, appunto, la famosa rivoluzione copernicana. Ecco, tutte queste persone hanno fatto delle rivoluzioni nel loro campo, e la cosa che caratterizza e che mette insieme Basaglia, Einstein e anche Copernico è che quelle scoperte, quelle riforme, quelle rivoluzioni fatte nel loro campo poi hanno influenzato una sfera così ampia che loro neanche potevano immaginare. Ecco, Basaglia io lo vedo davvero come un grande rivoluzionario. Grazie. Grazie molte a Franco. Adesso chiamiamo Irene Testa, Maria Grazia Caligaris, Andrea Piano e Nicola Cabras. Doveva essere con noi anche Angela Quacquero, la presidente del Consiglio degli psicologi, ma ha avuto delle difficoltà e quindi non ha potuto essere presente, ma chiaramente lei manda i suoi saluti a tutti quanti noi e l'augurio di buon lavoro. Irene, inizi tu. Adesso spostiamo, anzi l'attenzione è sempre sullo stesso tema. Questa volta però affrontiamo le questioni della salute mentale, delle fragilità sociali all'interno delle istituzioni totali che sono ancora aperte, le carceri. Quindi iniziamo da Irene Testa, garante regionale delle persone private della libertà. Prego. Grazie Gisella, grazie anche per questo dibattito e per il tuo impegno su questi temi. Come si è detto, Franco Basaglia non era solo questa sua lotta, e credo che anche oggi tu dimostri quanto bisogno ancora ci sia di essere in tanti ad occuparsi di queste problematiche, proprio perché difficili e margini come sempre. Ma per accendere il faro sulla questione carceraria, io credo che
in parte abbia detto bene Franco Uda quando ha raccontato che cosa sono le carceri. E io spesso ho la netta sensazione, quando visito gli istituti di pena, e spesso mi capita anche di dirlo a me stessa o quando ho occasione di parlare con qualcuno, spesso le nostre carceri sono dei manicomi. Spesso ho la sensazione che alcune sezioni dei nostri istituti penitenziari assomiglino davvero tanto a quello che veniva raccontato anche nel filmato che abbiamo visto. Mi riferisco soprattutto al fatto che anche qui nelle carceri viene raccolto il disagio, viene nascosto, soprattutto non viene curato. Quel disagio lo vedo spesso in alcune sezioni, nelle sezioni di transito, nelle sezioni che in alcuni istituti chiamano sezioni per i nuovi giunti o nelle cosiddette celle lisce. Le celle lisce in molti istituti di pena sono la cura per chi ha un disagio psichiatrico. Il carcere non offre niente di più perché non ha spesso le risorse né in termini economici né di personale adeguato a poter gestire il disagio psichiatrico all'interno delle carceri. Quindi accade spesso che queste celle lisce siano la cura, l'unica cura. Sono celle dove non esistono mobiletti, dove non esiste naturalmente la televisione, dove non esiste niente, esiste soltanto un letto, spesso anche privo di materasso, privo di cuscino, privo di lenzuola, di coperta. E tante volte mi sono chiesta come è possibile che questi detenuti siano in queste condizioni. E questo ci tengo a sottolinearlo, non perché le persone che dirigono, gestiscono questi istituti siano barbari, crudeli nei confronti di chi sconta una pena, ma semplicemente perché quelle persone magari sono ad alto rischio suicidario e quindi, non essendoci il personale, l'unico modo per evitare il suicidio di queste persone è quello di tenerli in questo modo, privandoli della dignità, privandoli della cura, perché le cure spettano a tutti, anche alle persone che hanno perso la libertà personale. Ed è proprio, sono proprio spesso, non solo, ma spesso sono queste le persone che si tolgono la vita in carcere, e questi è il numero delle persone che si suicidano ogni 2 giorni in carcere, è un numero molto alto. E oggi proprio oggi c'è stato l'ennesimo suicidio nel carcere di Utah, ma pochi giorni fa nel carcere di Bancari. Aveva 32 anni la persona che oggi, che stanotte si è tolta la vita nel carcere di Utah, era appena entrato tra l'altro in carcere. Io credo che si studi molto poco quali sono le cause che portano al suicidio. Credo che sia assente quasi del tutto anche la politica, e per politica dico tutta la politica, non da oggi ma da decenni, e credo che il problema dei suicidi sia un problema che vada affrontato diciamo non singolarmente, perché il problema poi delle carceri non sono soltanto i suicidi, sono tantissimi i problemi del sistema carcerario, no? Perché ci sono all'interno delle carceri, soprattutto, come è stato detto, persone povere, persone che non hanno i mezzi, tossicodipendenti, quindi persone malate. Tossicodipendente, non ricordo chi lo diceva, è una persona che dovrebbe essere accudito, supportato, seguito in un ambiente comunitario, mentre invece lo sbattiamo dentro una cella pensando di punirlo, ma quella persona quando uscirà dal carcere sarà esattamente così come è entrato, se non addirittura peggiorato. E c'è poi un altro aspetto che mi colpisce, mi mette
anche in crisi da un certo punto di vista, sapendo che è un problema molto grave e difficile da risolvere, ma certamente non è possibile basare a questo ce lo insegna. Parlando di manicomi, e in questa giornata abbiamo sentito tanto parlare di internamento. Io credo che sia una vergogna assoluta che nel nostro paese ancora oggi all'interno di alcune carceri esistono ancora gli internati. Gli internati ce li abbiamo vicini, ce li abbiamo nella ex colonia penale agricola di Isili, ci sono reclusi di 28 persone, sono delle persone che hanno già finito di scontare la loro pena, quindi hanno pagato il loro debito con la giustizia, ma sono persone considerate pericolose socialmente e quindi delinquenti abituali. E qui si aprirebbe una grande parentesi sulla pericolosità sociale, su come si stabilisce la pericolosità sociale, perché dunque queste persone rimangono in carcere, a volte per fortuna, diciamo, con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si è posto un limite a questi ergastoli bianchi infiniti che non avevano appunto mai una fine. Oggi hanno una fine, ma una fine molto lunga nel tempo, nel senso che possono essere date tante proroghe da parte della magistratura di sorveglianza che ritiene che quella persona sia ancora pericolosa socialmente e quindi proroga, diciamo, la pena e delle volte anche per tempi molto lunghi. Io ho visitato più volte questi internati e spesso di pericoloso queste persone non hanno molto, nel senso che alcuni di questi sono ex tossicodipendenti, sono persone che magari le famiglie a volte non ce le hanno, altre volte non li riescono ad accogliere e non ci sono i servizi e le strutture esterne, perché soprattutto questo è il problema, perché tutto ciò che arriva in carcere, quel disagio che oggi arriva in carcere, è proprio il fallimento delle varie agenzie che nel territorio non hanno funzionato, per cui la soluzione più semplice è nascondere tutto, buttare là dentro qualunque cosa. E tra questi internati, tra queste persone, ci sono anche ragazzi molto giovani, c'è il personale di Isili, perché non c'è il personale sanitario, lo psichiatra effettua 5 ore di servizio per una settimana, in una settimana, quindi provate a immaginare, e queste persone sono relegate a 3 chilometri dal blocco centrale della colonia, quindi completamente isolate e nascoste, completamente sole, senza personale sanitario. E quando mi è capitato di andare a trovarli, ho avuto proprio la sensazione di queste persone come se fossero rinchiuse veramente in un manicomio, no? Perché poi mi chiedevano aiuto, mi chiedevano, mi dicevano noi abbiamo scontato la nostra pena, quando ci fanno uscire. Insomma, credo che di fronte a tutta questa situazione del mondo delle carceri che fa davvero fatica a tirare avanti non soltanto le persone che vengono rinchiuse all'interno di questi luoghi, ma anche le persone che lavorano in questi luoghi, perché tutta la comunità penitenziaria è e si trova in grande sofferenza, una sofferenza dovuta al fatto che non si investe sul sistema carcerario. La Costituzione ce lo dice chiaramente, l'articolo 27 ci dice che il detenuto deve essere riabilitato, rieducato, restituito alla società in grado di non nuocere, ma tutto questo purtroppo non avviene, quindi anche questo grande fallimento che il carcere è un fallimento anche nei confronti appunto di quella società che magari in certi casi si illude, no? Di aver nascosto il problema, ma quel problema gli si ripresenterà, perché un detenuto che non riceve il trattamento
all'interno del carcere un detenuto che passerà il tempo in ozio dalla mattina alla sera, perché questo sono le nostre carceri, un contenitorio dove le persone passano in ozio 24 ore al giorno, non c'è lavoro, si lavora pochissimo, attività non ce ne sono, e anche su questo fronte delle attività che sono fondamentali, non solo non si fanno spesso per mancanza di trattamento, ma proprio perché manca il personale si prendono anche delle decisioni che sono delle decisioni che francamente delle volte ti fanno davvero riflettere molto sul fatto che diciamo, anche chi gestisce il sistema carcerario non so quanto abbia sempre le idee chiare, nel senso che spesso ci sono delle circolari che stabiliscono che i detenuti più fragili, quelli con il disagio, quelli più problematici, perché è chiaro che un detenuto fragile è un detenuto problematico che ha spesso dei disagi psichiatrici, anche vero che sono tantissime le patologie all'interno del carcere. Ecco, quei detenuti devono stare rinchiusi in sezione, senza uscire, senza fare trattamento, perché non c'è personale, sono più complicati, quindi devono stare in cella. Quelli più tranquilli, che sono più strutturati, possono fare un trattamento intensificato. Quindi c'è davvero, ecco, in certe scelte io vedo davvero un po' di schizofrenia e di poco buonsenso. Detto questo e concludo, con Gisella ci siamo poi anche occupate di un'altra problematica che non è relativa al carcere, ma che in qualche modo priva una persona della libertà personale, forse anche peggio che in carcere, di una persona che è rinchiusa in un centro AIAS qui in Sardegna, è una persona che è affetta da una patologia che lo induce a mettere in bocca tutto quello che trova, questa patologia che si chiama picacismo. Questa persona viene tenuta legata con le mani da 16 anni e con un casco in testa, con una grata metallica davanti agli occhi, perché il sistema sanitario qui in Sardegna ha ritenuto, e in particolare la struttura, che l'unico trattamento sanitario per poter gestire questa persona è questo, che non esiste altro per poter curare o quantomeno tutelare la vita di una persona. Io anche qui non credo che queste persone vogliano il male di questa persona, però penso anche che ci sono sicuramente altri modi. Quello più banale è quello di dare a questo ragazzo, a questo signore, un'assistenza straordinaria per evitare che questo signore debba continuare a passare anni della sua vita legato con le mani e con un casco metallico in testa. Con Gisella abbiamo in più occasioni denunciato questa occasione, a dire il vero lei è stata la prima a denunciare questa situazione. Io ho supportato questa sua iniziativa e credo che sia io che Gisella non abbiamo nessuna intenzione di fare passi indietro su questo, ma di porre la questione, in questo caso sicuramente ai nuovi amministratori, diciamo, politici che sono stati recentemente eletti nella nostra isola, nella speranza che si trovi un terreno più solidale, almeno in questo, e che in qualche modo anche sulla questione sanità in carcere sia, speriamo, attento a queste problematiche. Chiudo dicendo che proprio oggi ho ricevuto diciamo, una segnalazione da parte dei medici del carcere di Bancali, di tutti i medici del carcere di Bancali, che hanno preannunciato le loro dimissioni in blocco entro il 15 aprile se non si risolverà il problema dei turni e del poco personale, perché anche i medici, a parte come dire, lo stipendio dei medici degli istituti penitenziari, insomma, che è abbastanza ridicolo per il lavoro che si deve fare all'interno di quei luoghi. Insomma, questi medici sono allo stremo anche loro delle forze
e non riescono più a gestire istituti così grandi con così poco personale. Credo che questo sia un fatto molto grave, io l'ho denunciato e mi auguro che anche su questo si possano prendere quanto prima dei provvedimenti. Grazie a tutti. Grazie. Intanto che si avvicina Maria Grazia Canigalis, volevo brevemente dire due cose. Una su Bruno, che certamente non ci fermeremo, né l'UNASAM che attraverso me ha denunciato questa situazione di Bruno alla Procura di Cagliari per 2 volte, né Irene Testa come garante delle persone private della libertà. Noi abbiamo anche dichiarato l'altro giorno, sono stata dai NAS e quindi ho chiesto in questa mia dichiarazione che vengano sentiti altri medici psichiatri su quali sono le possibilità di cura per Bruno su questo suo problema, perché riteniamo che quella non è assolutamente un trattamento sanitario, ma è una privazione della libertà accompagnata da come dire, un sistema di tortura. Per quanto riguarda invece la questione delle proroghe della pericolosità sociale, che purtroppo riguarda molte persone con problemi di salute mentale private della libertà o in carcere o in REMS o nelle comunità terapeutiche. Questo lo dico perché insomma, io mi occupo direttamente di alcuni di questi casi, uno in particolare. Quando è che il magistrato proroga la pericolosità sociale? Quando non ha una proposta alternativa da parte dei servizi territoriali di salute mentale. Il caso di una giovane donna di cui mi sto occupando da diversi anni ha ricevuto proprio insomma, in questi giorni l'atto del magistrato di sorveglianza che prorogava di altri 6 mesi la misura di sicurezza con pericolosità sociale, perché il servizio territoriale di salute mentale di riferimento non ha presentato nessun progetto. Il magistrato di sorveglianza ha fatto una cosa secondo me straordinaria, importante, ha scritto nel provvedimento che c'è un'assenza totale da parte del servizio territoriale di salute mentale della reale presa in carico e presa in cura di questa persona che si trova nella REMS. Doveva stare 1 anno nella REMS, siamo al 2° anno e chissà quanto altro tempo ancora deve passare prima che il servizio territoriale. Che cosa accade quando vengono prorogate le misure di sicurezza? Accade che le persone sono sempre più insofferenti, sempre più, come dire, anche oppositive rispetto anche a questa condizione che devono subire, quindi capitano delle cose in carcere, in REMS e in qualunque altro luogo, cioè capitano delle cose che sono di reazione da parte di queste persone che poi portano a nuove denunce, quindi a nuovi processi e quindi ad un allungamento della permanenza in condizioni di privazione della libertà. Questo lo dico insomma perché un'altra questione di cui riflettere tutti quanti insieme, e speriamo insomma che la nuova politica regionale metta mano anche a queste questioni. Prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io parto da questo finale. Pensate che recentemente io faccio parte dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme, siamo in carcere da 15 anni, in particolare nella casa circondariale di Cagliari, prima a Buoncamino e adesso a Uta. E giusto appunto un detenuto marocchino che ha già girato 16 istituti penitenziari
è entrato in carcere perché doveva scontare 10 mesi, ormai ha superato i 10 anni e presumibilmente, se continuiamo così, tra l'altro è stato chiesto un trasferimento in una residenza sanitaria in modo che potesse essere quantomeno accudito e curato, e invece è stato trasferito nel carcere di Pago e Carlos. Quindi la girandola continua. Però ringrazio particolarmente Gisella di questo invito, perché effettivamente riflettere su Basaglia apre degli stimoli e delle considerazioni per le quali, secondo me, un dato importantissimo è proprio quello di riflettere sul carcere, ma in particolare sull'articolo 27, osservando che nell'articolo 27 manca la parola carcere, e allora capire che il carcere va superato. Il carcere va superato, e se anche questa affermazione può creare un po' di ansia e di tensione in chi la sente, ebbene l'unica giustizia e l'unico modo realmente per uscire da una visione carcerocentrica che non fa altro che alimentare le recidive, non fa altro che alimentare condizioni di estremo disagio, ebbene l'unico modo vero è trovare alternative. E io non credo che i padri e le madri costituenti, interrogandosi sull'articolo 27, non si siano poi scontrati col tema dell'ergastolo. E noi, passando negli anni avanti, abbiamo inventato l'ergastolo ostativo, cioè laddove la pena deve diventare eterna, laddove la pena non consente a nessuno un reale recupero. Irene Testa è stata veramente bravissima nel raccontare che cosa c'è dentro una cella, ma ricordiamoci anche di un altro fatto. La Sardegna vive una servitù penitenziaria inutile, ha ceduto ben 6.000 ettari di terreni, che sono quelli delle 3 colonie penali che sussistono in aree territoriali peraltro di grande pregio. Per fare che cosa? A oltre 600-700 posti disponibili non ci sono neanche 300 detenuti che invece potrebbero lavorare, potrebbero creare un futuro a se stessi e soprattutto diventare parte integrante della società. E allora io credo che il Ministero, il Dipartimento debbano capire una volta per tutte che a fronte di neanche 1.000 detenuti sardi, noi ne abbiamo oltre 2.200, che non è vero che in Sardegna non c'è sovraffollamento, perché basti pensare che solo a Uta, a fronte di circa 560 posti, ci sono 630 detenuti, così a Bancali sono in sovraffollamento. E allora, se siamo arrivati nei primi 3 mesi a 29 suicidi in carcere, è evidente che qualcosa non va, ed è evidente che il carcere serve a chi ci lavora, ma non serve per gli ammalati, per i tossicodipendenti, per i malati di mente, per i cardiopatici e per gli anziani. Dentro le carceri abbiamo delle sezioni geriatriche che servono soltanto a fare che cosa? Vogliamo rieducare persone che hanno l'aterosclerosi, che hanno 82 anni? Siamo arrivati al punto di avere un detenuto che stava per compiere i 90 anni, e tra che si fa il controllo, e tra che si fa la relazione, e tra che si fa intervenire, che poi il magistrato di sorveglianza interviene quando la pena è definitiva, ma quante persone abbiamo anche in attesa di giudizio? Forse questo è un particolare che sfugge ai più. Questo ragazzo di 32 anni che si è tolto la vita alla vigilia di Pasqua era entrato da 2 giorni. Quindi si capisce bene che
soltanto varcare la soglia di un carcere è veramente un dramma. E allora io dico questo, Basaglia questo ci ha insegnato, uscire dalla logica tranquillizzante del fatto che mettiamo via quelli che ci infastidiscono, quelli che ci creano problemi, quelli che comunque sono ai margini, e siccome sono ai margini è bene che ai margini restino. E tanto questo è vero che abbiamo costruito degli istituti penitenziari sempre più lontani dall'occhio civile, dall'occhio delle persone, e sempre più lontani li troviamo nel momento in cui il nostro pensiero si ferma in quel luogo. Io credo veramente che occorra fare una rivoluzione culturale, che questa rivoluzione culturale debba lasciare per ora il carcere solo come estrema ratio, ma via via cancellare quello che appare come un obbrobrio. Le misure alternative sono veramente la vera possibilità. Le comunità terapeutiche, le comunità sociali. Dobbiamo capire che se la società è malata non è colpa dei detenuti, è colpa della società, e scaricare sui più fragili le responsabilità dello Stato non porta da nessuna parte. E poi il secondo punto già è stato richiamato più volte, è la questione dei diritti. L'altra rivoluzione che dobbiamo fare e imporre alla politica è quello di non chiedere più favori a nessuno. Dobbiamo esigere i diritti, dobbiamo far applicare le leggi e rendere le persone libere, perché solo esigendo i diritti si resta liberi, altrimenti i favori prima o poi si devono restituire, e molto spesso questi favori reclamano un voto, e questo voto è condizionato non da una scelta personale, ma da tutto ciò che piano piano si porta avanti. Solo in questo modo i nostri giovani che vanno fuori, che studiano, che si laureano, che si specializzano, possono trovare una terra che li può accogliere e può restituire al merito ciò che gli spetta, cioè davvero il diritto. Vi ringrazio. Grazie molte, Andrea. Andrea rappresenta il forum del terzo settore, quindi tutta quella parte che ha a che fare anche con le questioni di cui parliamo. A te. Grazie Gisella. Stante l'ora cerco di andare per veloce, anche perché non sono un medico né un esperto del campo, un po' come altri, insomma. Però certamente per venire oggi mi sono andato a vedere che cos'è che avevo in realtà tra le cose che mi ero letto e contato nel tempo. Perché c'era qualcosa che mi ricordava in particolare, che mi aveva colpito, che riguardava in realtà la comunicazione. E quindi ho ripescato questo volumetto, L'uomo che restituì la parola ai matti, di Pitrelli, che se vogliamo un piccolo Bignami da un certo punto di vista, che però mi ha permesso di ricordarmi innanzitutto del perché mi aveva colpito. È il fatto che il percorso di profondo cambiamento che poi Basaglia ha costruito concretamente non era autoreferenziale, ma ha posto sin dall'inizio una forte attenzione alla comunicazione tra gli operatori, rompendo quella solitudine delle singole figure professionali che nel manicomio operavano, e poi tra la struttura e il territorio, le comunità. E quindi ogni muro, tra virgolette, che si rompeva aveva come presupposto anche un lavoro costante di comunicazione con la società esterna, e rimettere insieme e contemporaneamente dando voce agli operatori, ai professionisti, ovviamente agli ospiti, tra virgolette, delle strutture manicomiali, le famiglie, il territorio. Questa cosa qua, secondo me, è un aspetto che nel tempo è venuto meno,
questa attenzione al fatto che Basaglia non voleva costruire e imporre, costruiva col consenso cambiamenti profondi della società. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo probabilmente, visto che tu hai fatto un'apertura, un riferimento alla politica e anche all'attualità, dirci oggi come stanno le cose. Si è parlato prima di controriforma, i tentativi di modifica della 180 ci sono stati già un paio d'anni successivamente alla sua approvazione, e via via costantemente ci sono stati diversi interventi, cioè tentativi, tutto il pezzo dei presidi territoriali è fortemente debole. La nostra regione sappiamo anche le difficoltà. Tutta una partita si è costruita anche col supporto in realtà del terzo settore, della cooperazione sociale, ma non solo. Allora, noi dobbiamo dirci che per quel che riguarda per esempio il terzo settore c'è stata un'assunzione di una delega, forse anche con le migliori intenzioni da questo punto di vista, e con una difficoltà però poi di portare a compimento quel percorso di contatto, di comunicazione e di alleanza col territorio. Tant'è vero, e anche forse di alleanza vera con gli operatori e i professionisti che nel sistema sanitario operano alla salute mentale. Tant'è vero che noi l'anno scorso, anche insieme, abbiamo fatto e sollevato una questione molto importante rispetto alle strutture residenziali che sono state all'improvviso chiuse nella ASL di Cagliari, ma non è che abbiamo avuto, a parte le nostre prese di posizioni, una grande sollevata di scudi, anche semplicemente per dire quelle strutture così non funzionano, dobbiamo cambiare. No, non è stato detto proprio niente. Ora, da questo punto di vista, c'è un po' un problema che riguarda le nostre esperienze, c'è il fatto che abbiamo forse pensato di essere troppo autosufficienti e quindi capaci di risolvere i problemi per conto della pubblica amministrazione, c'è forse il tema che anche gli operatori che nella salute mentale lavorano nel pubblico forse devono riacquistare la volontà di scontrarsi, perché le cose che cambiano in due modi, o perché ci si assume la responsabilità di partecipare, di dire la propria valutazione come Basaglia fece contro tendenza, e di costruire le alleanze dentro e fuori il sistema, oppure cambiano perché si sta in silenzio. Però quelle che cambiano quando si sta zitti e non ci si assume la responsabilità di partecipare cambiano in peggio. Ecco, noi come terzo settore abbiamo la responsabilità di riprendere a, come dire, mettere al centro non soltanto il fare, perché è importante dare risposta alle persone, ma anche il tema del fatto che questo fare cambi nei diritti concreti che le persone hanno per la loro vita, per costruire il loro futuro, eccetera. Non è scontato, è un cambiamento noi lo chiamiamo di postura. Molte volte ci siamo detti questo nei confronti della pubblica amministrazione, di non essere quelli che attendono le scelte degli altri e quindi si limitano a gestire. No. Nel nuovo quadro politico regionale l'abbiamo provato a fare anche nelle settimane scorse, qualcuno di voi magari ha anche partecipato in queste occasioni, e abbiamo provato a comunicare i nostri punti di vista, le nostre proposte, le nostre analisi parziali, perché sappiamo che le situazioni sono molto complesse, però da questo punto di vista è fondamentale esserci, provare a dire alla Regione che alcune scelte che sono state fatte in questi anni, ma non soltanto in questi ultimi 5 anni, vanno riviste in maniera profonda, col coinvolgimento di tutti gli attori, perché l'elemento di ascolto non è l'ascolto soltanto tra gli specialisti, che sono importanti, la scienza, ma è anche l'ascolto di chi vive concretamente determinate difficoltà, di chi prova ad operare in forme professionali o non professionali, e sta al pubblico avere la capacità di costruire una regia che riesca a mettere tutti quanti nelle condizioni di dare un contributo, perché così si costruisce inclusione. I colleghi che lavorano nelle strutture residenziali, nel bene e nel male, che provano anche a costruire nel territorio, nei servizi sociali, hanno difficoltà a trovare case per costruire l'abitare assistito, perché non c'è la mentalità e la disponibilità delle persone ad affittare appartamenti per fare questo. Questo non è un problema delle comunità residenziali, è un problema di cultura che noi dobbiamo contribuire a cambiare, e se non facciamo quella comunicazione da cui Basaglia è partito per rompere i muri dei unicumi, forse noi non riusciremo a fare il pezzo che giustamente dovremmo fare, ricordandolo e portando avanti il suo percorso di diritti di cittadinanza, ma di vita vera delle persone. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento.
Cola rappresenta la funzione pubblica CGIL, quindi torniamo agli operatori, a cosa insieme si può fare con gli operatori dei servizi, che ne parlavamo anche in altri interventi precedenti. Abbiamo un problema, cioè possiamo dire che abbiamo un problema come tra la società civile e chi opera nei servizi pubblici di salute mentale, perché quello che colpisce principalmente è qualcosa che è diverso dagli anni precedenti, che è diverso dagli anni 80, dagli anni 90, cioè che gli operatori dei servizi pubblici sono stati silenziati, possiamo dire questo. Sono stati silenziati con ricatto, con le minacce, cose che in altre epoche era inimmaginabile che degli operatori di servizi pubblici potessero essere intimiditi, minacciati e silenziati, no? Invece da lungo tempo registriamo anche questo. Operatori dei servizi con i quali tutti noi abbiamo chiaramente ottimi rapporti, perché ci incontriamo tutti i giorni, perché sono gli operatori dei nostri familiari, sono gli operatori delle persone che vivono delle condizioni di difficoltà. E qua bisogna capire insieme come facciamo a liberarli. Abbiamo appunto questo problema di liberare gli operatori dei servizi per metterli nelle condizioni di potersi opporre, di potersi ribellare, di poter dire questa presa in carico ce l'ho io e noi, l'equipe, vorremmo poter determinare insieme questo progetto anche di uscita, dalle situazioni. Ecco, noi registriamo questa grande difficoltà all'interno dei servizi e quindi forse sarebbe bene anche parlarne. Grazie Gisella. Intanto grazie per averci invitato a questa iniziativa, anche perché spesso ci diciamo organizziamo, facciamo, confrontiamoci, poi puntualmente non lo facciamo mai, quindi grande merito per il fatto che è stata fatta, e questo fa un po' il paio con quello che ci diciamo: parliamo, confrontiamoci, ragioniamo, sfidiamoci nel linguaggio e cerchiamo di capirci. Silenziati per distribuire la responsabilità, silenziati, ma a volte, forse spesso, anche silenziosi. Okay. Nel senso che a me capita spesso, quando parliamo con i vari operatori a seconda delle assemblee che dobbiamo fare, di provare a mettere al centro il tema della salute mentale nella sua interezza, quindi uscendo dai singoli pezzi, no? Dall'SPPC o dall'SPPC 1 e 2 o dal CSM, provando a fare un ragionamento più complesso che vada fuori da quel posto di lavoro. Io ve lo dico, mai come sulla salute mentale ho avuto difficoltà a uscire dai singoli pezzi. Questa cosa fa davvero riflettere, soprattutto se poi il motivo del ragionamento è la percezione di una tutela di salute di serie B, come se non fosse allo stesso livello degli altri elementi della salute. Lo dico perché spesso, ragionando di questi temi, ci si aspetta una reazione degli operatori, no? Uno scatto, un colpo di reni, e tendenzialmente invece sembra quasi che sia assuefatti a essere alla periferia dell'interno. Ecco, questo è un problema, è davvero un serio problema. Dopodiché, cosa fare? Cosa fare? Come muoversi? Intanto credo che il poter ragionare tutti assieme di questi problemi, facendoli uscire da quei singoli posti di lavoro, intesi proprio come piccoli posti, e poter condividere le problematiche che in parte sono comuni. Adesso voi avete
porto fuori delle situazioni che noi conosciamo e che sono davvero agghiaccianti. Che ci sia la carenza di personale dappertutto, è vero. Che ci sia la carenza di personale, per esempio per gli interventi, non solo per i medici, ma per esempio anche per gli infermieri nelle carceri, è agghiacciante. È agghiacciante. Noi siamo andati in visita, per esempio, a Isili, le cose che ci hanno raccontato, le cose che abbiamo visto sono state molto complesse. Parlare di questi temi, perché non c'è nessun tipo di problema a togliere fuori le problematiche che noi vediamo, che noi viviamo, le problematiche dei lavoratori, le problematiche degli utenti che vivono sulla loro pelle, le problematiche delle famiglie. Dopodiché, non mi ricordo chi l'ha detto, invitando un po' tutti a trovare quelli che sono i punti di contatto, non le differenze, perché anche nel dibattito di oggi sono saltate fuori dei punti di vista che a volte è complicato mettere assieme e a volte noi siamo capaci, come dire, di concentrarci su ciò che ci divide, no? Per affermare le nostre ragioni rispetto all'altro piuttosto su quello che invece ci unisce. Ed è, credo, anche un po' il tema dell'iniziativa di oggi, nel senso che sul tema della salute noi da tempo stiamo dicendo come comitato e con tutte le persone e gli enti che ci stanno dando una mano a difesa dei diritti, a difesa della salute, dell'istruzione, della fiscalità. Insomma, noi vogliamo un'Italia, come dire, equilibrata, che non tenga sfilacciati gli ultimi, no? Che tenga assieme anche gli ultimi, e questo è un po' il leitmotiv di tutto il ragionamento che stiamo facendo. La preoccupazione che noi abbiamo è che questa Italia che si sta disegnando non va in questa direzione, anzi, probabilmente va ostinatamente contro. Noi per reagire in queste situazioni abbiamo bisogno di trovare parole comuni, spazi comuni, confronti, portare nel nostro percorso ancora più persone e cercare di fare questa lotta e insistere, perché come diceva qualcun altro, da soli non si salva nessuno, abbiamo bisogno di trascinare il più possibile le persone, soprattutto finito il tempo. Si è scaricato completamente. Soprattutto per quanto ci riguarda, per quelli che sono tendenzialmente gli ultimi, perché tanto se ci guardiamo attorno, quello è, gli ultimi continuano a aumentare, abbiamo bisogno davvero di costruire un fronte più forte, più solido per cercare di difendere il nostro paese. Questo è completamente scarico, allora grazie Nicola. Allora ci sono scaricati tutti e due, quindi per protesta. Allora, questo vabbè è, diciamo così, un momento di confronto più ampio che è stato decisamente importante. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qua. In questo periodo ci saranno tutta una serie di altre iniziative, anche sempre per il centenario. Il prossimo appuntamento è ad Ales. Confronteremo il pensiero e la pratica di Franco Basaglia col pensiero di Gramsci, quindi sarà una giornata molto, molto importante e molto ricca. Poi abbiamo in cantiere altre iniziative di cui poi vi informeremo. Il 17 maggio presenteremo questo libro di Valentina Calderone e di un'altra coautrice sulle carceri, e quindi sarà un altro momento in cui potremo confrontarci sulla questione diritti umani, salute mentale, carceri, e poi insomma tutta una serie di iniziative che continueranno tutto l'anno. Cosa dire? La nostra speranza è che ci possa essere un reale cambiamento. In quest'ultimo periodo in Sardegna si sono costituiti molti comitati e tanti di noi stanno cercando di stare dentro tutti questi momenti di confronto, perché credo che dobbiamo tutti insieme chiedere l'apertura di un tavolo con la Regione Sardegna per andare a
a rivedere tutti insieme le criticità, che sono tante, e provare a fare delle proposte realizzabili. Ecco, questo è l'obiettivo. Fare alla nuova giunta regionale proposte realizzabili in breve periodo, per quanto riguarda in modo particolare la questione della sanità, perché è un disastro in Sardegna, e per tutte le altre questioni, il lavoro, la casa, l'inclusione, la giustizia sociale. Quindi credo che proseguiremmo questi confronti tutti insieme, e vi ringraziamo, quindi l'ASARP e la CGIL, la Camera del Lavoro di Cagliari, ringrazia tutti, in modo particolare i relatori, e ci incontreremo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Più tecnologico.